Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Signori, buongiorno a tutti di nuovo. Grazie di essere qui e benvenuti. Innanzitutto, tanto per riuscire a capire da quante persone non ci conoscono o è la prima volta che vengono alle nostre riunioni, assemblee. Bene, allora vuol dire che abbiamo lavorato bene anche sotto il profilo di pubblicità. Altra domanda, quanti delle persone nuove vengono da fuori Vicenza? Caspita, un paio di località tanto per... Ok, grazie. Beh, avete visto un po' quello che poteva essere il filmato che abbiamo mandato in onda adesso, ragion per cui più o meno la storia la conoscete già. Io e Luigi e Mario siamo partiti con questa avventura a cui poi si sono aggregate tutta una serie di persone, stretti collaboratori e comunque persone che ci hanno aiutato in tutti gli eventi e ad organizzare quello che potevano essere le serate e quant'altro, ragion per cui sì, l'impegno da parte nostra c'è sempre stato. Non siamo, per chi logicamente non ci conosce, un'organizzazione, cioè è un'organizzazione spontanea di azionisti, non c'è nessun professionista, non siamo professionisti né di quello che possano essere eventi del genere, né tantomeno per quel che riguarda appunto tutto ciò che abbiamo messo in campo finora. E ragion per cui anche da parte nostra, a parte le difficoltà, capite anche bene che non è così semplice riuscire ad interfacciarci con le persone, ma soprattutto stare qui su un palco che logicamente, vedete anche voi, visto considerato anche l'argomento trattato, è piuttosto importante. Ringraziamo le autorità che sono intervenute, con cui poi avremo modo anche di riuscire a scambiare 4 opinioni su quanto sta succedendo. Per quel che riguarda l'assemblea in sé, sarà suddivisa essenzialmente in 2 parti. Comunque adesso Luigi vi spiegherà un po' come sarà il discorso. E ragion per cui, vabbè, vi lascio a quello che possa essere il nostro presidente, il signor Luigi Ugone, e cominciamo. Grazie a tutti, buona giornata e benvenuti. Grazie mille per essere tutti quanti qua. Vi vedo malissimo perché ho una luce davanti e siete in tanti. Siete veramente in tanti. Grazie. Mi serve un tavolino. Mi serve qua però, non mi serve d'altra parte. Allora, prima di cominciare, devo darvi delle notizie. Allora, come diceva il buon Daniele, questa assemblea di oggi si divide in 2 parti. La prima parte per tutti, comprese le autorità, compresi i giornali, compresi tutti quelli che vogliono e che sono intervenuti, dove facciamo una descrizione della situazione odierna, della banca, delle banche e dell'offerta, la famosa offerta a 9 euro, che è arrivata a 94.000 di noi soci. Più vicino. Mi sembra maniaggiato. Vabbè. Ok, allora dicevo, 2 parti della... Mi sentite comunque adesso, sì? Sì. Ok, 2 parti di riunione. La prima parte, dicevo appunto, dove parleremo della banca, della situazione della banca
della situazione generale odierna della banca e della proposta dei 9 euro. Perché voi sapete, questa associazione, per chi ci segue da un sacco di tempo, ma anche per chi è nuovo, dovete sapere che questa associazione ha l'onere e l'onore di cercare di spiegare ciò che sta succedendo, perché noi non vogliamo credere a ciò che ci dicono, noi invitiamo tutti a credere in ciò che riuscite a provare. Quindi ci informiamo, vi informiamo, provate quelle che sono le informazioni che noi vi diamo, le confutate e poi scegliete in maniera libera cosa fare. La libertà è una cosa grande. Molte volte siamo abituati e chiediamo l'aiuto di qualcuno nel cercare di capire cosa dobbiamo fare. In realtà la libertà è una cosa enorme, grande, crea paura, crea sconcerto, ma ci rende coscienti e con coscienza possiamo fare scelte senza poi doverci pentire. Devo fare delle premesse a questa riunione. Nella seconda parte poi dell'assemblea, scusatemi, resteranno i nostri soci e chi vuole iscriversi a questa associazione, perché spiegheremo dal punto di vista legale e dal punto di vista operativo cosa sta facendo questa associazione, che cosa farà e quali sono i punti con i nostri legali che andremo a toccare nei vari ricorsi e nelle varie procedure che porteremo avanti. Però mi è d'obbligo fare delle premesse a questa assemblea. Innanzitutto in mezzo a noi oggi ci sono molti appartenenti alla banca, che io ringrazio di essere intervenuti, spero lo facciano con civiltà. Non tutti la pensiamo uguale, io sono per l'alternativa di pensiero, però sono soprattutto per l'educazione. Dico questo perché in queste ore, nelle ultime ore, siamo stati raggiunti, in questo ultimo periodo sia io che Mario siamo stati raggiunti da dei consigli a, diciamo così, mollare, no? Non essere così duri, non essere così combattivi con l'associazione. In queste ore è successo qualcosa di ancora più grave. Qualcuno ha cercato di boicottare questa assemblea con una telefonata minatoria a uno dei nostri associati. Questo dimostra due cose. Uno, la forza che abbiamo, ed è la nostra forza grazie a voi che siete qui oggi, e due, che diamo fastidio, e questo ci fa piacere. Quindi grazie ancora. Alla fine, qui comunque, vedete, ci siamo ingranditi tantissimo e siccome nell'ultima assemblea abbiamo avuto il sold out e gente anche fuori, abbiamo dovuto prendere questo posto. Avevamo scelto perché avevamo poca conoscenza della situazione di Vicenza, pur essendo di Vicenza, altri posti, no? E quindi avevamo chiesto alla fiera. La fiera era libera, però non ci vogliono. Siamo brutti e cattivi e quindi non ci vogliono. Dobbiamo ringraziare invece i proprietari, i gestori di questo palazzetto, che si sono dimostrati disponibilissimi e alla nostra portata. Quindi volevo ringraziare anche loro. Poi, se era possibile, volevo ringraziare anche, perché è giusto farlo, visto che ci sono le televisioni nazionali, volevo ringraziare tutte le televisioni, tutti i media nazionali che sono intervenuti, che intervengono oggi. Bisogna farlo, perché noi siamo sempre stati censurati, nel bene e nel male, sia dai media locali, soprattutto dai media locali, e anche in parte da quelli nazionali. Però devo dire una cosa, se è scoppiata a livello nazionale il caso popolare di Vicenza, è merito, e penso che sia qua intorno oggi, di un giornalista che ci ha lavorato bene all'inizio dentro a questa notizia, che si chiama Filippo Barone, e volevo ringraziare anche lui. Dopodiché mi giunge d'obbligo, e io vorrei che venissero qua di fianco a me, perché le facce nella nostra associazione contano di più. Io faccio solo da grillo parlante, però è giusto che voi vediate chi c'è dietro questa associazione. Siamo assolutamente soci come voi, lo sapete, chi ci è venuto in ufficio a trovare lo sa, purtroppo ci ha visto
molte volte magari in situazioni imbarazzanti, con panini in mano o quant'altro, però siamo azionisti come voi, gente semplice, quindi volevo chiamare qua di fianco a me i più attivi che ci stanno e ci stiamo muovendo insieme da un sacco di tempo e che ormai sono quasi 2 anni che lottiamo insieme. Volevo chiamare qua la nostra quota rosa, la Barbara. Barbara, grazie mille. Se puoi venire, grazie mille. Volevo chiamare qua Lorenzo. Lorenzo, grazie mille. Volevo chiamare qua Franco. Franco, grazie mille. Volevo chiamare qua la Marica. Marichetta, grazie mille. Volevo chiamare qua Mario, se riesci a staccarti dal computer, Mario, grazie. E volevo chiamare qua soprattutto Daniele. Daniele, grazie mille. Allora, tutto quello di buono che c'è dentro questa associazione è merito loro. Tutto quello di buono che c'è dentro questa associazione è merito loro. Tutto quello di buono che verrà fuori da questa associazione è merito loro. Se c'è qualcosa di sbagliato, sappiate, è colpa mia. No, ve lo dico sinceramente. Ve lo dico sinceramente, mi correggono un sacco di volte e io non posso che ringraziarli. Molte volte sono insopportabile, me ne rendo conto, però purtroppo quello che stiamo gestendo sono non solo dei soldi, ma sono dei risparmi, dei profili che raccontano delle storie e soprattutto molta dignità. Quindi io li ringrazio e gli chiedo scusa già da oggi. Grazie ancora. Marica, se volevi baciarmi non devi farlo, sai, il marito mica si preoccupa. Grazie. Allora, cominciamo subito la riunione. Adesso partiamo dal farvi capire che cosa abbiamo intenzione di fare. Noi partiamo con un excursus veloce, ma dovete capire e capirete alla fine tutti i passaggi che faremo. Vi chiedo attenzione, cerchiamo di parlare in maniera molto semplice, però tutti i passaggi che noi oggi vi daremo sono molto importanti per capire cosa ci aspetta domani e cosa voi potete fare domani. Okay? Noi non abbiamo mai dato risposte preconfezionate, lo sapete bene. Non abbiamo mai spinto nessuno a venire e iscriversi con noi a dire facciamo causa perché vi portiamo a casa un risultato sicuro. Questa associazione lo sapete e se qualcuno ha sentito da noi qualcosa in contrario, vi prego di alzarvi in piedi e di dirlo. Questa associazione non ha mai detto iscrivetevi con noi, vi porteremo a casa il risultato. Non è nelle nostre corde, non è una verità. E quindi noi ancora oggi vi facciamo una riunione all'interno della quale vi spieghiamo la situazione bancaria, la situazione di Popolare di Vicenza, il perché siamo arrivati alla scelta dei 9 euro, cosa pensiamo noi della scelta dei 9 euro. Questa è la prima parte dell'assemblea. Cominciamo subito. Io volevo innanzitutto, se puoi Mario, contattare la Letizia. L'hai contattata? Chiamala. E intanto cominciamo subito con uno degli ospiti che ci onoriamo di avere oggi, il dottor Scarano. Se vuole accomodarsi qua, prego. Dottor Scarano, analista, giusto? Finanziario. Indipendente, esatto, importantissimo. Non gli paghiamo lo stipendio. Se si vuole accomodare, dove preferisce? Guardi, noi siamo così bravi che dove preferisce? Lì, perfetto. Dopo volevo invitare subito il dottor Lugano, che è una vita che ci segue, con il quale avevamo preparato l'alternativa al piano industriale. Dottore, grazie mille di essere arrivato. Bocconiano, i bocconiani sono famosi in questo paese per aver fatto un sacco di danni. Se non si sega sulla cartellina, faccia la cortesia. Ho visto che l'ha guardata, sì. Sì, e innanzitutto cominciamo così e visto che ci sono e visto che è giusto che oggi ci siano e hanno accettato l'invito, io volevo già chiamare da subito, che così li mettiamo a loro agio, visto che ci sono delle poltrone qui. Volevo chiamare il sindaco di Vicenza. Sindaco di Vicenza, prego. Ringraziandolo per aver avuto il coraggio di partecipare. E rappresentante per la regione, giusto?
C'è? Sì? Montagnoli? Prego. Prego. So che avete le mani che vi fanno male, però magari... Grazie mille, eh. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Io capisco i disagi di tutti ed è giusto averli ed è giusto dimostrarli. Io non vi chiedo la democrazia del consenso perché è una stupidità. Io vi chiedo solo la democrazia della parola. Quindi quando qualcuno parla vi pregherei solo di farlo parlare. Perché capisco che ci sono delle situazioni di tensione. Qualcuno di noi ha dei pensieri. Noi qua non siamo né a fare politica, comunque ve lo dico, e non abbiamo tessere. E ci rifiutiamo e siamo stati avvicinati, rifiutiamo qualunque appoggio politico possibile, perché noi vogliamo che i problemi, innanzitutto ce li siamo presi in mano e vorremmo anche cominciare a risolverceli, no? Ma soprattutto vorremmo che ce le risolvano le istituzioni, che non dovrebbero avere una bandiera politica, ma dovrebbero avere un senso di responsabilità generale e sociale. Bene, primo punto della riunione di oggi, abbiamo un microfono solo, Mario? Giuro che non vi sento, eh. C'è un altro lì. Alzami un attimo. C'è un altro là. Ce n'è un altro là. Sì. Ah, Marica, grazie. Se ne serve un altro, c'è un altro qui. Non ne ho idea. Vediamo Marichetta che così. È acceso? Va, prova a accenderglielo. Prova? Sì, ok. Quindi io comincerei con, e metterei già la prima slide, con capire qual è, dottore caro, la situazione, beh questo è lei, quindi la presentiamo, qual è la situazione oggi, perché ne sentiamo di tutti i colori, no? Del mondo bancario italiano, così capiamo dove ci stiamo muovendo e in che maniera ci stiamo muovendo, partendo da quello che è la rappresentante generale delle banche italiane oggi come situazione, che è MPS, e tutto quello che ne deriva. Prego. Grazie a tutti. Due parole nel ringraziarvi e di essere molto impressionato da questa assemblea e da questa partecipazione così bella e popolare. Allora, il sistema bancario italiano, come anche quello internazionale, ma adesso in particolare quello italiano, vive una situazione molto seria, di grande difficoltà, di normative che non agevolano il lavoro della banca, che lo appesantiscono con dotazioni di capitale eccessive e paradossali, e quindi una situazione che deve essere presa con molta lungimiranza, attenzione a non incappare, cosa che però si sta verificando, in circoli perversi. Allora io mi sono preparato un discorso, però vorrei andare più a braccio e di pancia e di cuore su queste questioni. Allora, bello raccontare delle storie. Allora, la storia del fondo di 20 miliardi è che nasce poco prima di Gesù Bambino. Allora, noi a Natale abbiamo questa nascita di questo fondo con una dotazione potenziale di 20 miliardi di nuovo debito dello Stato. Allora, noi sappiamo che lo Stato italiano è eccezionalmente indebitato, la situazione bancaria costringe lo Stato al nuovo debito e lo fa in maniera abbastanza veloce. Questo fondo nasce all'indomani dell'aborto, dell'aumento di capitale di Montepaschi per 5 miliardi. Ma questo aborto ha una sua vicenda del tutto particolare, perché tutta la procedura, la storia di questo progetto di aumento di capitale di 5 miliardi nasce sostanzialmente con una cena dove il premier Renzi, insieme a Costamagna e a Grilli, incontrano l'amministratore delegato di JP Morgan a luglio. Le cronache, noi l'abbiamo saputo dopo, le cronache dicono che i due si sono molto piaciuti, cioè uno dei maggiori banchieri mondiali
si è molto incontrato affettivamente con il Premier Renzi, tanto da ricevere da questo una sorta di delega in bianco. Io risolverò, sembra di capire poi dalla storia, il problema del Monte Paschi, perché non è possibile che una banca, la più antica del mondo, possa saltare per un ridicolo, banale aumento di capitale di soli 5 miliardi. La situazione di Monte Paschi però è abbastanza drammatica, è appesantita da scarsi 100 miliardi di sofferenze e sotto l'incudine di una BCE che gli ingiunge di far pulizia del bilancio per 27 miliardi e passo di crediti ammalorati, le cosiddette sofferenze, che deve liquidare pulendosi il bilancio. Ecco, qui nasce un ciclo nefasto, cioè le banche puliscono il bilancio, ma nel momento in cui lo puliscono, creano una perdita economica notevole, che devono colmare con aumenti di capitale. Quindi questa pulizia di bilancio comporta di fatto, imposta dalla BCE naturalmente, un aumento di capitale di almeno 5 miliardi e JP Morgan insieme a Mediobanca si impegnano a portare avanti questa operazione che tra le righe della documentazione sembrerebbe che possa costare di consulenze, di gestione e di supporto qualcosa come 600-700 milioni, che è una bella cifra. Quindi si sceglie una soluzione di mercato sui generis, nel senso che non è che è un'offerta al pubblico chi è il migliore, è una cena con un'investitura. L'investitura si fa imbarazzante nel momento in cui la stampa viene a sapere dei retroscena del cambiamento dell'amministratore delegato e della defenestrazione di Viola, in cui si viene poi a sapere che Padoan, da ministro delle finanze, telefona al presidente di Monte dei Paschi e dice: no, guardate, bisogna cambiare l'amministratore delegato, Viola non va più bene, bisogna mettere un altro amministratore delegato che è ben visto da JP Morgan. Ecco, questo ha portato sull'immagine del nostro ministro delle finanze un'ombra negativa, perché da economista di fatto si è surrettiziamente trasformato in un centralinista di una decisione molto voluta politicamente da Renzi. Le cose però si fanno. Viola, che ha trovato altro impiego, velocemente, non c'è problema per cambiare impieghi nel mondo bancario a un certo livello, pare, viene sostituito. Però c'è un problema. Il nuovo amministratore delegato era stato multato dalla Banca d'Italia, anche bastonato abbastanza economicamente, per una certa operazione cosiddetta fresh, che aveva anche agevolato JP Morgan precedentemente. Quindi non avrebbe quei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa. Il grande problema è che si è imposto in ogni caso questo amministratore delegato. La storia comunque ha dei risvolti di dettaglio che vi invito ad andare a leggere interrogando Google, perché ha un certo fascino come degenerazione di alcuni sistemi. Vado velocemente al punto. Sì, a noi interessava capire, appunto, e a loro è giusto dire, no, informare su questo. A un certo punto lo Stato decide di intervenire con una risoluzione di copertura per il sistema MPS di 20 miliardi, giusto? Allora, all'indomani di questo fallimento si prepara, comunque si anticipa la preparazione di questo fondo che possa immediatamente intervenire a supportare Monte dei Paschi nel suo aumento di capitale. Questo fondo viene dotato di 20 miliardi, una cifra per alcuni analisti abbastanza irrisoria. La stessa Bloomberg, che è una delle principali agenzie di informazione finanziaria
diceva che forse ce ne voleva più del doppio. Più di 20 miliardi. Sì, Ma parlavano anche di no, giusto per 50 capire. miliardi. Allora, cominciamo proprio la discussione così che mi piace. Allora, mi perdoni, ma se il sistema istituzionale italiano dice per ricapitalizzare MPS servono 6 miliardi, parlavano, 8 miliardi, no? E fanno un cappello di 20. Io penso, da cittadino comune, sono sufficienti, no? Invece lei mi dice, qualcuno aveva dei dubbi, serviva il doppio. Mi spiega perché? Allora, il fatto è che non solo il Monte dei Paschi è messo male, come sappiamo, ma questo ombrello doveva andare a intervenire in tutte le situazioni critiche, che se lo elenchiamo è un elenco lungo. Quindi Faccia un po' di nomi, perché a Ci parte siamo- Veneto Banca, che lo sappiamo, è popolare. Veneto Banca, Popolare Vicenza, Carige, poi ci sono alcune popolari che non sono messe benissimo. C'è il grande mostro Unicredit che ha bisogno di una dotazione di capitale di almeno 14 miliardi, perché mano a mano che si puliscono le sofferenze si manifestano queste esigenze di aumenti di capitale. Quindi il sistema bancario ha generato in sostanza circa 200 miliardi di sofferenze nel suo complesso. Adesso sono leggermente scese per questioni fisiologiche. Poi bisogna aggiungere in verità altri almeno 150-170 miliardi di incagli che tecnicamente sono la fase antecedente alla sofferenza. Quindi aspetti, spieghiamo per tutti. Le sofferenze sono quei crediti che per le banche diventano inesigibili, giusto? In cui la banca ha attivato tutta una serie di procedure di esecuzione, esigibilità. Quindi attenzione, gli incagli sono il passo prima dei io crediti inesigibili. ti ritardo a pagarti una rata. Tenete presente questo punto, che è fondamentale per dopo, per quello che ci serve a noi durante la spiegazione di Popolare di Vicenza. Prego. Allora, e quindi gli incagli sono altrettanto quasi nella dimensione analoghi alle sofferenze. Però il grande sospetto è che dietro la figura degli incagli ci siano delle sofferenze malcelate. La cosa viene soprattutto dalle vicende delle 4 banche fatte fallire per decreto ormai 1 anno e mezzo fa. Però mi perdoni, giusto per capire il punto di MPS. Con questa manovra da 20 miliardi, seppur insufficiente per il mondo bancario italiano, no? Quindi appuriamo che, stando ai numeri, questa manovra è insufficiente per il mondo bancario italiano, però è sufficiente per MPS, giusto? Ma MPS ha un ammontare di sofferenze di 80 miliardi. Adesso fa pulizia per 1/3, 27 miliardi, e ha questa necessità di aumenti di capitale. Poi bisogna vedere, cioè la massa non si esaurisce con questi aumenti di capitale, perché l'aumento di capitale è una zeppa quando si fa pulizia. Perfetto. Allora, giusto per capirci, con questo decreto da 20 miliardi, chi tutela lo Stato all'interno di MPS, a differenza di quello che è successo con altre situazioni? Questo è un problema importante, cioè lo Stato dice non mi impegno direttamente a far pulizia, non impegno una task force. Una volta in un disastro bancario di altra epoca, con fallimento di banche nazionali, si era creata l'IRI e fu un'idea di un banchiere illuminato come Raffaele Mattioli che trovò nell'IRI, IRA prima maniera, non poi l'involuzione politicizzata che ha storpiato la memoria. Però l'IRI fu un sistema in cui salvaguardò dopo il 29 e dopo soprattutto il 35 il sistema bancario italiano e il sistema industriale connesso all'IRI, e salvando un'infinità di valori economici, tecnici, certo, eccetera. Veniamo a noi. Invece lo Stato in questa storia moderna ci mette solo i soldi. Bene. Ci mette solo Quindi i non soldi. fa pulizia, giusto? Non fa la pulizia. No, allora,
non ci mette quella sorveglianza e quelle competenze per la salvaguardia dei valori nazionali, pensando di delegare allo stessi amministratori che hanno molte responsabilità e anche molti conflitti di interesse e che sono radicati e annidati nelle poltrone apicali delle banche, la soluzione dei problemi che loro stessi hanno determinato o sono responsabili della loro determinazione o per azione diretta o per loro inerzia. Mi perdoni, dottore, perché dopo noi dobbiamo arrivare alla sostanza di quello che ci interessa a livello pratico, no? Lei mi dice MPS ha bisogno di soldi, doveva essere fatta pulizia, non è stata fatta pulizia, è stato fatto un cappello, giusto? Di soldi. Di soldi, perfetto. C'è la Letizia in collegamento? Me la passate? Perché Letizia, mi senti? C'è? Si vede? Si sente? Pronto? Allora, adesso chiamiamo in collegamento una delle referenti del Salvabanche. Non so se avete mai sentito parlare, confondono molte volte all'interno di quelli che sono i notiziari la situazione popolare di Vicenza con quello del Salvabanche, no? E con poi quanto alla situazione del bancario italiano. Noi siamo qui oggi per fare anche questa chiarezza qui. Letizia, ci sei? C'è? Prova a chiamarla al cellulare. Allora, la situazione è questa. MPS, cappello da 20 miliardi, si tutela, non si fa pulizia e si tutela quella che è la situazione bancaria odierna, no? Quindi Perdona, i 20 miliardi sono per il sistema e quindi molti analisti dicono che sono insufficienti. Certamente, dal punto di vista della dinamica dei tempi, questo fondo nasce il giorno dopo del fallimento dell'aumento di capitale di MPS, che è il momento apicale di 6 mesi di fallimento di quel senza questo cappello gli obbligazionisti di MPS avrebbero rischiato? Ovviamente il bail-in. Ovviamente, avete capito? È un analista indipendente, senza questo cappello da 20 miliardi, che sia stato fatto o no per MPS, comunque ha il risultato su MPS di tutelare gli obbligazionisti. Ci siamo? Bene. C'è la Letizia? Se no, Letizia, mi senti? Ci sei? No. Dottore, no, allora adesso facciamo intervenire il dottor Lugano. Giusto per far capire che cosa è successo invece con la norma che riguarda il salvabanche. Il salva risparmio o salvabanche? Col salvabanche praticamente c'è stata una forma si chiama bailout, cioè un salvataggio esterno. Spieghiamo rapidamente. Il salvataggio europeo bail-in prevede che gli obbligazionisti, a partire dagli junior, quindi anche una quota dei senior, cioè di obbligazionisti normali, venga convertito in capitale. Col bailout si è fatta un'operazione diversa, si sono presi i debiti cattivi delle banche, si sono portati fuori dalle banche e dall'altra parte dello stato patrimoniale si sono presi gli obbligazionisti junior e si sono presi i patrimoni, le azioni, i patrimoni delle banche. Quindi si è spezzata la banca in due, una cattiva in cui sono andati tutti i risparmiatori e una buona in cui è rimasta la parte positiva, i crediti e così via delle banche. Quindi aspetti, dottore, giusto per far capire a tutti, lei sta dicendo che con questa azione il governo ha azzerato gli obbligazionisti. Esatto. Fermo. Benissimo, c'è entrato il punto. Prendiamoci qua. C'è la Letizia? Vediamo se riusciamo a farla parlare. È in linea ma non riusciamo ad avere il collegamento. Sì. Ok, Letizia, ciao. Oddio, aiuto. Io vi sento. Perfetto. Ci racconti Ciao, la vostra sentite? situazione come obbligazionisti e come salvabanche, per cortesia? L'audio. Allora, io cercherò appunto di spiegare, in questo cercando di essere quanto più sintetica, il motivo per il quale, almeno nel caso delle 4 banche, ma credo che poi via via le situazioni per certi versi siano molto simili, sia stato preso a seguito di una decisione politica. E mi riferisco ovviamente alla risoluzione dei 4 istituti
con l'azzeramento degli obbligazionisti e azionisti, cioè a noi ci hanno praticamente azzerato l'intero capitale. Perché dico che è stata una scelta politica e non obbligata? Perché ormai, insomma, in quest'ultimo periodo si è sentito parlare fin troppo spesso di questi benedetti vincoli europei, vincoli che poi a volte vengono bypassati caso dei salvataggi di altri istituti. La verità è che ormai questo governo, che è comunque sempre il solito, prende decisioni sempre troppo in ritardo all'ultimo momento e differenti a seconda della situazione e direi io dell'opportunità politica. E questo, tra le altre cose, oltre ad essere ovviamente ingiusto per i risparmiatori, crea sicuramente incertezza nei mercati, crea incertezza nei risparmiatori e ovviamente alimenta ancora di più la sfiducia. In un minuto, credo che in un minuto riuscirò a dire perché è successo questo. Le 4 banche, quindi Carichieti, Banca Marche, Cariferrara e Banca Etruria, erano già commissariate da diversi anni, quindi all'interno c'erano i commissari di Banca d'Italia. In fase di ristrutturazione, no? Nell'analisi appunto dei crediti deteriorati, innanzitutto nel caso di Banca Etruria è stata fatta una svalutazione, un'ipersvalutazione al 17%, cosa che ad esempio non è stata fatta per il Monte dei Paschi, e quindi aumentando ancora di più la sofferenza di questi istituti. I commissari comunque che erano all'interno della banca avevano già pronta in qualche maniera una soluzione. FITD, che è questo famoso fondo interbancario, si era già reso disponibile in qualche maniera a ricapitalizzare. Attenzione, si trattava di soldi privati, non c'entrava nulla lo Stato, quindi si sarebbe potuta trovare una soluzione con questo FITD che non sarebbe, tra l'altro, non avrebbe inciso neppure con la fiscalità. Questo non è stato possibile. Ricordiamo che 2 mesi dopo la banca Tercas era invece stata comunque salvata con questo famoso fondo FITD. Per loro i vincoli europei non valevano. Adesso ci dicono che anche il salvataggio tramite FITD probabilmente poteva essere ritenuto aiuto di Stato, anche se non con soldi pubblici, ma comunque era intervenuto a seguito di comunque una pressione dello Stato, cioè soluzioni diverse in casi poi abbastanza simili, perché gli obbligazionisti del Monte dei Paschi sono assolutamente uguali, almeno nei diritti lo dovrebbero essere rispetto agli obbligazionisti delle 4 banche. Questo, Letizia, un mese prima Letizia, scusami, questo è il punto esatto. Dei 4 mi senti? Il ministro Padoan, se mi senti, scusami, questo è il punto esatto che noi vogliamo raggiungere oggi. L'hai detto tu adesso, lo abbiamo spiegato chiaramente. Allora, lo Stato prende 2 decisioni diverse, ok? 2 decisioni diverse per lo stesso tipo di situazione. Ci siamo? Da una parte gli obbligazionisti azzerati, dall'altra gli obbligazionisti tutelati. Voi vi chiederete come mai 2 pesi? C'è stato proposto questo fondo di solidarietà, che è una diciamo così mancetta allungata poco prima delle elezioni, dove sì e no ad oggi sono stati rimborsati 2.500 obbligazionisti su, ricordiamo il numero totale, 135.000 risparmiatori, e sto parlando delle 4 banche. Quindi il problema del nostro azzeramento è tutt'altro che risolto. Tra l'altro vi ricordo che adesso il fondo, il FITD, che dovrebbe erogare questo... Perfetto, scusate, problemi di linea. Fermo. Siamo arrivati al punto comunque, Letizia. Questo è quello che ci interessava. Allora, 2 pesi, 2 misure, 1000 promesse, per il momento loro sono ancora nudi, ok? Sono ancora nudi, migliaia di promesse, sotto elezioni, cioè la solita musica, solito paese, solite storie, cambiato niente. 2 pesi, 2 misure, però tenete conto, MPS, grandi e grossi, obbligazionisti,
borsa, però loro tutelati. Etruria, Marche, piccoli, brutti e cattivi, bad bank, azzerati. Ci siamo? Bene. Questo, come ha detto Letizia, e voglio richiamare, è stata una scelta delle istituzioni, è stata una scelta dello Stato, è stata una scelta di chi ci governa. Bene. Volevo invitare adesso e farvi vedere la mail con il quale, il sottosegretario Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, ci ha invitati come associazione a Roma il 14 di questo mese, di febbraio, siamo a febbraio, sì, ok, il 14 di questo mese. Questo è importante perché la nostra associazione per prima arriva col nuovo governo a Roma a parlare della situazione popolare di Vicenza Veneto Banca e non andremo giù con un mazzolin di fiori, sappiatelo. Questo è un avvertimento. Noi non vogliamo due pesi e due misure. Tanto per cominciare, volevo chiamare anche qua a sedersi l'ingegnere Coviello, Giovanni, che è uno dei giornali che ci segue di più, e volevo invitare qua anche il reverendissimo Don Torta e l'avvocato Armand, se era possibile, che fanno parte del coordinamento Don Torta e che fanno parte di azionisti Veneto Banca e anche Popolare di Vicenza. Vedete, il diavolo e l'acqua santa, vedete? Mi piace perché pace e bene ed è un guerriero. Mi piace. Pace e bene. Allora, avete chiaro questa cosa, no? Il messaggio è chiaro, quindi MPS e Cappello salvati. Etruria, che accostano spesso a Popolare di Vicenza in maniera errata, è un'altra cosa, ok? Veneto Banco e Popolare di Vicenza siamo un'altra cosa. Bene. Andiamo avanti con l'altro punto. Adesso la mail del sottosegretario, volete che la legga? Aspettate allora che la leggo, perché sinceramente io fin là ho dei problemi acutissimi in questo periodo di stress e non riesco più a vedere niente. Scusatemi un secondo perché pago l'età e pago lo stress. Mario non te me hai messo in ordine, me la ingrandia però mi inveso lo stesso. La leggo io se vuoi. Vai, leggi Mario, ti voglio bene. Egregio dottor Ugone, come già comunicatole telefonicamente, il sottosegretario onorevole Pierpaolo Baretta non potrà partecipare alla vostra assemblea del prossimo 4 febbraio causa di precedenti e indifferibili impegni istituzionali. Il sottosegretario sarà comunque lieto di ricevere una vostra delegazione ristretta per discutere delle problematiche che vorrete porre. A questo fine le confermo la data del 14 febbraio prossimo alle 11:30 presso i nostri uffici in via Roma 20 settembre, di Roma in via 20 settembre 97. La prego di volermi trasmettere al più presto i nominativi dei partecipanti, eccetera, eccetera, e in modo tale da poter dare le autorizzazioni. Cordialità, Salvatore Biondo, segretario particolare. Perché hanno anche i segretari particolari, ci sono quelli normali e quelli particolari. Va bene. Allora, questo è quello che la politica ci ha proposto. Noi ringraziamo perché quando le istituzioni si muovono dovrebbe essere un loro dovere, ma con i tempi che corrono sembra sempre un regalo, quindi noi ringraziamo del regalo e dell'invito. Vi terremo aggiornati perché andremo giù numerosi, non andrò giù solo io, non andrà giù solo Mario, andremo giù con una piccola delegazione, ci hanno dato un numero, non di più, ma cercheremo di forzare le porte e portare dentro anche qualcun altro. Vi faremo sapere e vi terremo aggiornati. Andiamo avanti con... andiamo avanti Mario? Andiamo avanti con il video del... Sì. Andiamo avanti con questo, andiamo avanti col video del nostro amico? Sì, ok. Adesso fate attenzione, parte un video. Industriale Banca Popolare di Vicenza 2015-2020. Ascoltate bene. Noi prevediamo
un utile superiore ai 200 milioni nel 2018 e superiore ai 330 milioni nel 2020, una delle banche più patrimonializzate una volta fatto l'aumento di capitale fino a 1,5 miliardi di euro del sistema bancario italiano. Le linee guida di questo rilancio industriale della banca sono la trasformazione in SPA quotata e il rinnovamento complessivo della governance, la solidità della banca attraverso, appunto, come ho già detto, l'aumento di capitale fino a 1,5 miliardi di euro, dove ribadisco l'importanza della garanzia da parte di Unicredit per l'importo complessivo, una posizione di liquidità di tutta tranquillità, quindi una banca innanzitutto solida per patrimonio e per posizione di liquidità. Trasformazione e semplificazione, quarto punto, scusate, trasformazione e semplificazione del modello operativo attraverso la riduzione del numero delle filiali, 150 filiali in meno, la riduzione dell'organico di 600 persone circa. Allora, questo è l'intervento, vedete, sta così simpatico che gli fischiamo anche il video. Comunque, no, questo è l'intervento di quello che al bar in provincia di Vicenza si chiamerebbe Tony Balotta, no? Cioè, tu lo guardi, gli dai una scarpata nel culo e gli dici, ascolta, dai, vai a casa perché hai bevuto abbastanza, no? Invece qualcuno ce l'ha messo alla guida della banca, questo signore, non so chi, perché all'epoca che ci hanno messo alla guida della nostra banca, quel signore, eravamo ancora popolare e il nostro voto valeva una testa, un voto. Ci siamo subiti Tony Balotta, ok? E lo abbiamo pagato 7 milioni e rotti di euro. Ma volevo dare la parola al dottor Lugano per correttezza, che è il dottore che insieme al dottor Scalano, Marica, dai anche il microfono al dottor Scalano, che insieme con il dottor Scalano ci ha dato una mano notevole alla costruzione di un piano industriale alternativo a quello che era la SPA. Noi sapevamo che la SPA sarebbe stata un bagno di sangue e l'abbiamo detto per mesi. Bene, il mercato e le istituzioni hanno dato bado a Tony Balotta. Dottore, prego, cosa c'era di sbagliato in tutto quello, a parte i numeri da fantascienza? C'era Schettino sulla nave, mi dica. Prova, ok. Allora, posso dire a questo punto, cari amici, perché ormai è più di un anno che seguo con voi tutta questa storia della Banca Popolare di Vicenza, e proprio un anno fa ci trovavamo in una delle prime riunioni a parlare del piano industriale. Allora, il piano industriale, noi eravamo molto critici sul piano industriale, perché alla fine, al di là delle parole, non venivano toccati i problemi e le criticità della banca. Non veniva toccato nulla, non veniva aumentata la redditività e così via. Ioio prometteva, se ci sono, ma se no non è un problema. Ci sono. Ioio prometteva dati fenomenali, un aumento incredibile di redditività, di efficienza, prometteva nel 2018 di arrivare a 28 miliardi di raccolta diretta, cioè di conti correnti ed obbligazioni, prometteva di arrivare a 30 miliardi nel 2020, saltava completamente il 2016-2017, si vede che aveva una proprietà di viaggio temporale. Queste erano le promesse, con solo riduzioni minime di personale, praticamente salvava tutti, era un grandissimo imprenditore, salvava tutti i posti di lavoro, salvava tutte le filiali, tutto perfetto. E con un tocco magico ci portava direttamente nel 2018 ad avere l'utile. Peccato che non è andata proprio così. Non si vende sul mercato un'azienda che perde, è una regola base che si applica non solo alle banche, ma perfino ai negozi. Eppure la banca ha voluto entrare sul mercato con l'aumento di capitale di 1,5 miliardi, essendo una banca in perdita è stata presa a calci nel sedere. I risultati sono questi: una perdita nel 2015 di 1,4 miliardi, una perdita nel primo semestre
del 2016 di 1 miliardo. Fermo, ma andiamo con ordine. Quindi lui nel 2016 ha previsto utili per quanto? Nel 2016 è stato molto elegante, non ha detto nulla. Ah. Lui è saltato secco il 2018, 2016, 2017, io mi ero fatto dei conti sulle sue proiezioni, ci sarebbero state delle perdite secondo le sue previsioni, ma lui non dice nulla. Va bene, andiamo ai numeri che ha detto invece. 1,5 miliardi di ricapitalizzazione, una delle banche più ricapitalizzate del sistema bancario italiano. Esatto, Quanti certo. soldi sono stati iniettati dentro la banca? Ne sono stati iniettati 1,5 miliardi nel 2016, adesso all'inizio 2017 sono stati iniettati nuovamente 670 milioni. Quindi oltre 2 miliardi di euro all'interno di quello che doveva essere una banca stupenda, bellissima, Perfetta. Con solo 1,5 miliardi invece oggi siamo ridotti come? Allora, abbiamo avuto, come dicevo, avremo 1 miliardo di perdite sicuramente nella prima metà del 2016 e si è mangiata buona parte degli soldi già messi da Fondo Atlante. Abbiamo il sentore che questo mese usciranno i primi dati sul bilancio e saranno tremendi. Proiezioni mie, quindi io sono un analista, non sono una persona, non sono all'interno della banca, noi non abbiamo accesso a nessun dato diretto della banca se non quello che è obbligatorio per le normative. Io prevedo una perdita a fine anno, se sono ottimista, di 1,2 miliardi, se sono pessimista di 1,6 miliardi. Bene, i punti critici invece, mi perdoni dottor Scarano, che lei vedeva all'interno del piano di Iorio, concorda con la linea del dottor Lugano o ha qualcosa da aggiungere? Ma il commento che facevamo è che era un piano del tutto irragionevole, nel senso che adottava delle tecniche inadeguate al problema anche epocale di evoluzione delle banche. Cioè non c'era nessuna indicazione sullo scenario in cui le banche si stanno dirigendo. Ci sono esempi formidabili al mondo di banche online che sono cresciute e hanno creato un business epocale. Ci sono ormai business su cui la banca guadagna pochissimo, ad esempio nell'intermediazione dei tassi, cioè con questi tassi la banca guadagna pochissimo. Ci sono esempi di sistemi e piattaforme di peer-to-peer lending che in America disintermediano totalmente il business della banca nel prestare a poco a tanti, perché lo fa un grande computer con dei software sofisticatissimi. Cioè è un piano che totalmente ignora la realtà della banca che è in evoluzione. Noi modestamente e sommessamente suggerivamo invece delle grandi fusioni che implicano per la normativa un'enorme dotazione di capitale, perché la banca grossa ha bisogno di più capitale di una banca piccola, un progetto di regionalizzazione della banca, di sfruttare un suo vantaggio competitivo di radicamento nel territorio e di salvaguardare a tutti i costi la relazione con il territorio per il voto capitario, che rende il socio comproprietario alla stessa stregua di qualunque altro, indipendentemente dalla quota azionaria. Questo è stato totalmente ignorato e mi spiace osservare che si continua in una cura perversa con uno scenario di fusione che poi vedremo che secondo me porterà molti danni. Bene. Per dare un cappello, sì. Comunque, tenete ben presente che nessun sistema economico si sviluppa senza una sana struttura bancaria. Qua bisogna creare una situazione virtuosa per dare a chi ha dato le loro responsabilità, ma anche e soprattutto i responsabili pubblici che avranno degli impatti sociali tremendi, darle ad esempio il nuovo business delle liquidazioni delle sofferenze. Certo, ma fermiamoci qua perché siamo andati troppo avanti, quello ci interessa casomai più tardi. Allora, quello che è fondamentale invece è che, come dice lei, siamo stati, l'alternativa è stata ignorata. No, le dico di più. L'alternativa è stata cancellata. Noi eravamo l'alternativa, perché lei lo sa benissimo, abbiamo lavorato insieme a un piano industriale diverso, di regionalizzazione,
della banca, e quando siamo andati da Iorio a raccontarglielo, perché noi abbiamo creduto che quell'uomo volesse anche parlare, oltre che andare al bar a raccontare balotte, no? Ci ha guardati come fossimo degli alieni e ci ha detto no, io ho solo un'idea, sono venuto qua solo per un motivo: fare la SPA, ricapitalizzare la banca, renderla solida, venderla nel mercato e riportarla ai vecchi livelli, licenziando il meno possibile. Le dico di più, la cosa grave in tutto questo è che la nostra associazione è stata appoggiata solamente da voi, economisti indipendenti, perché in mass media, e lo sapete bene perché l'avete letto nei giornali, non tutti, ma la maggior parte, e voi sapete chi sono, ci hanno raccontato la storia della SPA come la più grande e la più bella storia d'amore che questo territorio, questa banca e noi dovessimo incrociare. E invece è stato come incrociare un tir. Ricordatevelo, perché questo è importante. Quando aprite i giornali e guardate la televisione, partite sempre da questo presupposto. Posso? Prego. Allora, questo è un punto molto importante, cioè le ricette che sono state date, indipendentemente poi dagli esecutori più o meno pagati, che hanno fatto secondo esecuzione il loro mestiere di esecutori, ma impone una visione lucida sul futuro, cioè le ricette finanziarizzate sono fallite. Qua è importante salvaguardare un patrimonio che è stato in gran parte perduto, perché la fiducia nella banca è un patrimonio immateriale totalmente liquidato. Deve essere liquidato del tutto? Qual è lo scenario di una banca vendibile? E vendibile a chi? A una banca di Monaco che poi viene qui a fare il loro business surrettiziamente? Voi avete una responsabilità sullo scenario non solo della banca, ma di tutto il futuro economico-finanziario della vostra regione. Perfetto, io volevo rimanere però sul punto, no? E a questo punto dopo volevo far intervenire anche il sindaco, perché quello che voi dovete sapere è che quando siamo andati all'ultima assemblea, dove è stata approvata l'azione di responsabilità, no? Siamo stati tra i primi a promuovere l'astensione. Noi non abbiamo votato l'azione di responsabilità, ok? Né noi né il coordinamento, mi corregga avvocato se dico cavolate, il coordinamento Don Torta e altre associazioni, bisogna dirlo, e altri soggetti. Questo perché? Perché l'azione di responsabilità che la banca si poneva di fare contro gli amministratori era da maggio 2015 in giù, indietro, quindi prendeva in esame il vecchio CDA, prendeva in esame i vecchi amministratori, non si sa in che modo, ma non prendeva assolutamente in esame quello che è stato l'operato dello schettino di Popolare di Vicenza, che è arrivato qua prendendo 1,7 milioni per accettare l'incarico, è venuto sparando le più grandi boiate della storia bancaria di questa banca, ok? Ha preso la bellezza di 10.000 euro al giorno per raccontarci storie e favole, per avere nuovamente la nostra fiducia all'interno dell'assemblea, perché vi prometto degli scavalcati, vi prometto la SPA, vi prometto la ricapitalizzazione. Risultato, le sue tasche si sono ricapitalizzate, le nostre stanno peggio di prima. Quindi per noi era obbligatorio, doveroso e moralmente giusto fare un'azione di responsabilità piena, completa, reale anche contro questo individuo. Che questo individuo viaggia oggi con il curriculum di Popolare di Vicenza di aver detto cosa? Vi ho affondati con quale conseguenza? Mi hanno ringraziato, mi hanno pagato. Lo ha detto il dottore, non c'è una banca senza fiducia, lo stiamo gridando noi da mesi.
E voi pensate, e lo diciamo alla banca, di riacquistare la nostra fiducia in che maniera? Discolpando Iorio? Che favori ha fatto perché non è entrato all'interno di questa azione di responsabilità? A questo punto mi viene da pensare male e penso di non essere l'unico, no? Ha preso milioni di euro per portare alla deriva questa barca, che già era messa male. Così non si riconquista la fiducia dei risparmiatori, così non si riconquista la fiducia del territorio. Bisognava cambiare rotta. Hanno avuto quella possibilità, non l'hanno accettata. Per noi è obbligatorio, per poter avere un punto di discussione, fare un'azione di responsabilità anche a questo signore. Adesso volevo un intervento del sindaco a proposito per capire cosa le istituzioni pensano a questo punto, le istituzioni cittadine. Ma innanzitutto, guardi, a me dispiace che... E io la ringrazio di nuovo per essere intervenuto. Dunque, grazie. Stavo dicendo che io ho sentito il dovere di venire oggi ad ascoltare la parte pubblica, diciamo, di questo incontro. Perché se c'è una cosa che non ha funzionato è che molte questioni sono state decise all'interno di alcune stanze senza dialogo, senza trasparenza. Io forse me ne sono accorto da sindaco di Vicenza tardi, però ho ritenuto che da quel momento in poi tutto, per quanto mi riguarda, avrebbe dovuto essere pubblico, trasparente. Oggi mi avete invitato e sono venuto e sto cercando di capire, io non sono un finanziere, sono un sindaco, sto cercando di capire il filo vostro. Devo dare atto a Ugone di essere venuto da me, diciamo le cose come stanno. Nel mio studio, quando? Era diverso tempo fa. Diverso tempo prima della SPA. Prima della SPA. E lui mi disse, guardi che la trasformazione in SPA... Però mi permetta, non sono venuto da solo, sono venuto in qualità di presidente dell'associazione. Insieme con alcuni. Sì, no, perché sennò sembra... No, per carità, no, diciamo le cose come sono. Una delegazione e mi avete detto, sindaco, guardi che la trasformazione in SPA è un gravissimo errore. Io non sono un esperto e ho cercato di capire con chi avevo dall'altra parte, in particolare con questo signore che ha parlato poco fa. E mi è stato detto invece no, questi stanno sbagliando. Se non si trasforma in SPA, la banca muore. E le cose che avete appena detto, c'è un aspetto che è, a mio avviso, indiscutibile. Cioè la banca, questa banca, la banca che nascerà, non lo so, o è legata alla fiducia del territorio, oppure mangerà soldi e basta. E quei soldi che mangerà sono quelli degli azionisti che sono già stati mangiati e adesso mangerà anche i soldi ancora dei cittadini perché sono soldi dei cittadini. Se la banca non è radicata nella fiducia, sarà solo un mangiasoldi. Sono elementi molto complicati quelli che sono stati portati. C'è un obiettivo? Io penso che l'obiettivo è che la banca non muoia, perché se la banca muore ci perdono tutti, penso io. Voi che siete qua e che avete delle aspettative, io sono stato un piccolo azionista anch'io e sono stato fregato anch'io,
però i dipendenti che vi lavorano e il sistema territoriale. Mi perdoni, quali dipendenti? Perché adesso bisogna essere sinceri con tutti, no? Sì. Perché dopo le parole trovano il tempo, ma i fatti vedono la storia. Sì. Io voglio capire quali dipendenti, visto che il signore Tony Balotta abbiamo sentito prima, no? No, ma guardi, lo faccio io, lei segua solo il discorso, Sì, io. Mi prendo io l'onere e l'onore di chiamarlo Tony Balotta. Aveva detto 150 filiali, oggi scopriamo che sono molte di più, no? E quindi 500 licenziamenti con lo scivolo. Oggi scopriamo che prima dicono 1000, prima 500 appunto, poi dicono 1000, poi arrivano a 1200, adesso siamo a 1000 non so. Quali dipendenti dobbiamo salvare, mi perdoni? Perché probabilmente neanche i dipendenti sanno chi va e chi resta. Allora io vorrei pregare veramente tutti, comprese le istituzioni, a rimanere nel piano del questo c'è, oggi parliamo di quel che c'è. Perché altrimenti facciamo la guerra al forse e col forse non si va da nessuna parte. No, è giusto, quel che c'è oggi. In che cosa posso essere utile io? Che non sono che non siedo in una stanza delle decisioni. A proposito, mi è spiaciuto, spero che avesse un impegno importante il sottosegretario, perché il governo ha il dovere di venire in queste assemblee, davanti alla gente, davanti alle facce. Vi ha invitati a Roma, bene, andrete. Avrei preferito, francamente, che fosse seduto lì. Guardi, lo avremmo preferito tutti, però le dico di più. Però, visto che io accetto, e sto all'oggi, no? E io accetto le parole perché voglio che diventino fatti. Sì. Allora, io apprezzo le sue parole. La prossima volta che faremo un'assemblea, se ci fa la cortesia, inviterà lei, Baretta, per conto nostro, e No, vediamo se riuscirà a venire. Guardi, no. Io ho... Piano. Baretta lo invitate voi e viene se viene. Guardi, noi lo invitiamo, se lei lo aiuta con il sindaco della città. Se lei dice, sindaco, ci aiuti a far venire qui le persone, ovviamente per quello che potrò lo farò. Bene, la ringraziamo per l'impegno che si è preso. La prossima assemblea lo inviteremo io, Baretta. Lei Un suggerimento. Sì. Potrebbe farsi tramite verso la procura, perché la procura è sembrata inerte. Grazie mille. Io penso che il procuratore penso che non sia inerte. No, un momento. I tempi si stanno allungando, i tempi si stanno molto allungando, però la magistratura ha il compito di fare delle verifiche su un groviglio di questioni e penso che il procuratore non sia inerte. Questo è quello che penso io, anche se non ho nessun dato, né ho un rapporto preferenziale con il procuratore. No, guardi, mi permetta. Allora, l'invito che ha fatto il dottore è un invito lecito, però le dico, la situazione della procura, lei dice, è una situazione difficile. Le assicuro, la situazione dei nostri associati che hanno perso tutto non è facile. Ma certo. Glielo assicuro. Certo. No, ma non è, no, fermi. Non è chi applaude di più a chi è. È proprio per dirle la sincera verità. Noi, oggi mi vede in camicia, pantalone, e di solito arrivo molto in ufficio più, no? E me ne vado, le dico sinceramente, chi mi conosce mi ha visto dimagrire nel tempo, ma non perché mi piace fare attività fisica, perché quando lei sente certe cose le viene una stretta talmente grossa, no? Che alla fine le passa anche la fame a giorni, a vedere e a sentire certe storie di gente che potrebbe essere mia madre, mia nonna o mio zio, capisce? No, non mi servono applausi, no, vi ringrazio. È solo per darle questo piccolo esempio che a volte le parole hanno un peso enorme, soprattutto verso gente, e io non mi metto tra di loro, che ci ha creduto, ci ha investito. C'è una signora che ci sta seguendo da un sacco di tempo, vede come viene a sentirci, nel senso si fa accompagnare continuamente perché c'ha la grinta della gente che vuole sapere, vuole capire, vuole la verità. Quindi sentirsi dire che il procuratore ha un momento difficile, beh cavoli, fa il procuratore, non fa la velina, altrimenti faceva un altro lavoro. Questo ci rende un po' nervosi, capisci? Dottore, scusi. Io le chiedo scusa se poi magari qualcuno la prende male.
Dottore, scusi, io non... No, non sono dottore, ci mancherebbe. Vabbè, ok. Guardi, io ho il privilegio di non essermi laureato, così se posso anche dire qualche parolaccia. Ho capito. Vabbè, io non sono l'avvocato difensore del procuratore, sia ben chiaro. Dico che credo stiano facendo un lavoro. E se un lavoro, Noi lo speriamo. e se un lavoro lo stanno facendo, evidentemente arriveranno dei risultati. No. Interveniamo dopo, se non mi fuori da pagare. Dopo, dottore, mi fa una cortesia. Benissimo, niente da dire. Questo è il suo punto di vista. Le ripeto, però, lei crede che stia facendo un lavoro, noi lo speriamo. Però adesso arriviamo a un altro punto cruciale della situazione, che come diceva il sindaco, è questo. Verrà fuori una banca. Che banca? Con chi ci andiamo a sposare? Noi di Popolare di Vicenza, che oggi siamo anche Veneto Banca. Lo chiediamo all'avvocato Armand, che è membro del coordinamento Don Torta e che ci può brevemente spiegare qual è la situazione all'interno di Veneto Banca, giusto perché noi oggi stiamo guardando il nostro giardino. Purtroppo, purtroppo o per fortuna, il muro che ci divide dal giardino del nostro vicino verrà abbattuto, non per scelta nostra, no? E quindi vorremmo capire che giardino ci troviamo dall'altra parte. Prego, avvocato. Grazie mille comunque. Grazie dell'invito, grazie della presenza. È semplicissimo rispondere a questa domanda perché voi avrete di fronte ed avete di fronte un giardino che è esattamente speculare a quello di Banca Popolare di Vicenza, di cui io sono socio. Non ci sono differenze sostanziali. Le storie che sono state raccontate in Popolare di Vicenza erano state raccontate prima in Veneto Banca. La situazione dal punto di vista strettamente economico di Veneto Banca talvolta viene dipinta leggermente migliore, in altre occasioni leggermente peggiore, in maniera tale che nell'ambiguità non si capisca nulla. Ma non è questo l'argomento che vorrei trattare, anche andando fuori della domanda di Ugone. Mi ha fatto enormemente piacere sentire l'intervento del dottor Iorio fatto in assemblea e mi ha fatto enormemente piacere perché io in molte occasioni ho sostenuto una tesi che ripropongo in questa occasione, dove ci sono anche televisioni nazionali, sicuramente ci saranno anche rappresentanti delle istituzioni che potranno prendere atto della denuncia che sto per svolgere. In occasione delle assemblee di trasformazione delle nostre banche del 19 dicembre per Veneto Banca e del 5 marzo, noi risparmiatori siamo stati ingannati da una serie di comunicazioni fatte dagli organi rappresentativi delle banche e sostenute dai mass media, che ci hanno indotto in errore su quella che era la scelta fondamentale per il nostro futuro e per il nostro patrimonio. Noi siamo stati oggetto di false comunicazioni e la prova è stata data magistralmente dal video poco fa trasmesso. Rammento a tutti voi, a chi ci sta ascoltando istituzionalmente, che le stesse cose il dottor Iorio le ha dette con maggiore enfasi addirittura nel corso degli incontri che ha fatto sul territorio, incontri nei quali aveva impegnato addirittura la propria professionalità ed onorabilità, garantendo che quelli erano i percorsi necessari per salvare la banca. Con tali dichiarazioni non veritiere egli ha indotto i dipendenti ad assumere un atteggiamento totalmente di sostegno della proposta di trasformazione, di ricapitalizzazione e di accesso al sistema borsistico. Nulla di quanto è stato promesso in quell'occasione è stato mantenuto. Ritengo io che questi comportamenti abbiano rilevanza penale, in quanto hanno indotto i risparmiatori a mettere la testa dentro al capestro della trasformazione. E che noi si sia caduti in errore ci viene confermato anche dalle parole del sindaco, il quale ci dice: ho incontrato Ugone con la delegazione, mi sono informato poi dal dottor Iorio e ovviamente dai vertici delle banche, e questi mi hanno garantito che quella era l'operazione giusta da fare.
ed egli lo ha sostenuto coerentemente anche immediatamente dopo l'assemblea, in un'intervista che è stata riportata sul giornale di Vicenza, dove afferma: sì, questa è la soluzione, l'unica soluzione per le nostre banche. Quindi anche un uomo preparato, colto, con un impegno istituzionale di altissimo rilievo è caduto nell'errore. Errore che è stato ulteriormente confermato dalle parole del dottor Scarone e del dottor Lugano, i quali ci dicono: il piano industriale... Scarano, no Scarone. Sarano, scusa. Scaroni, un Sì, ho un lapsus non tanto freudiano, e me ne scuso. I quali ci hanno detto che il piano industriale era un piano industriale totalmente inadeguato per la situazione. Io, da, diciamo, profano della materia... Avvocato, mi piace molto quello che lei sta dicendo. Manca di un po' di verità. Mi permette di farle degli appunti. Prego. Allora, che i risparmiatori siano stati indotti da alcune balotte raccontate al bar da questo signore, no? Che quando va al bar è ripreso da tutte le telecamere del mondo, mentre noi quando parliamo mai. Per fortuna non ci riprendono al bar, dai. Ma comunque, verrebbero fuori tante verità, non tante balotte. Comunque, che quel signore abbia indotto in errore insieme a... Sono d'accordo, non dobbiamo però, e io non sono qua oggi, io non sono persona di pace, lei lo sa. Ho invitato il reverendissimo apposta per equilibrare la mia parte malata. Io non sono uomo di pace, io non sopporto ipocrisia e incoerenza, ed è un mio difetto, però ne vado fiero. E i risparmiatori sono stati indotti in errore da 1000 motivi, no, da pochi. Tony Balotta, la banca, le istituzioni che lo hanno messo lì e le associazioni che lo hanno appoggiato. Perché ci sono associazioni che si sono strappate la camicia fino al giorno prima del voto in SPA dicendo non votiamo la SPA, poi avvocato in quanti ci siamo trovati ad alzare la mano per il no? Non ci siamo trovati in tanti. No, diciamo la verità. Tu non sei uomo di pace e io non sono uomo di guerra. Bene, aspetta. Credo che in questo momento sia necessario superare alcune divisioni, peraltro divisioni sintomatiche di un certo atteggiamento culturale della nostra società e che ci dovrebbero indurre a riflessione su come affrontare, secondo scienza e verità, i problemi. Questo specialmente nei confronti delle istituzioni. Sì, ma guardi, io sto parlando solamente, mi perdoni, avvocato, poi lei ha una filosofia che io adoro e la ascolterei per 10 ore al giorno, però le dico la verità, stiamo all'oggi e la richiamo come l'ha chiamata il sindaco. La colpa, come ha detto lei, che ci ha indotto in errore, è di Tony Balotta, le istituzioni che hanno seguito Tony Balotta perché lo hanno messo lì, quindi la banca, e di tutte le associazioni, escluse le presenti, perché io resto coerente e quindi invito solo quelli che hanno seguito una linea di coerenza, bene, e in questo palco non vedrete mai persone che si sbattono davanti alle telecamere per dire voto no alla SPA e poi alzano la mano e dicono voto sì alla SPA. E poi in un'assemblea me lo trovo sul palco a parlare sponsorizzato da alcuni partiti in cui dice davanti a tutti al Teatro di Vicenza: ah, io sono abituato a vincere, non avrei mai votato no perché avrei perso. Questo sulla pelle della gente non lo accetto e questa è una colpa. Questa è una colpa e resta una colpa. Andiamo avanti. No, adesso devo integrare, allora, se dobbiamo fare un elenco delle responsabilità, e aderisco naturalmente all'elenco fatto da Ugone, dobbiamo anche integrare però con degli aspetti importantissimi. C'è una palese, evidente responsabilità istituzionale in questa vicenda da parte di Banca d'Italia, che aveva il dovere di vigilare, e da parte di Consob, che aveva il dovere di vigilare e non l'ha fatto. Queste sono responsabilità enormi che pesano come macigni sul governo e sullo Stato, perché quegli organi
al di là dei giochetti degli specchi, sono organi e espressioni dello Stato italiano. E quindi queste responsabilità debbono essere valorizzate anche dal punto di vista penale in una vicenda che ha delle connotazioni sociali che condurranno ad un sacco del territorio veneto, forse superiore soltanto, anzi forse inferiore soltanto al sacco napoleonico del 1797. Sì. E questo è il punto. E questo è un aspetto che le istituzioni in questo momento, per miopia, non sono nella condizione o non vogliono valutare quali saranno le ricadute di una vicenda gravissima, non soltanto per noi risparmiatori, ma per tutto il tessuto veneto. Guardi, il sindaco c'è e l'ha ascoltata, andremo da Baretta e glielo diremo. Adesso volevo sentire su quello che lei ha detto proprio adesso, il dottor Scarano e il dottor Lugano, su che cosa pensano i pensatori, vi chiedo scusa per le ripetizioni, ma io non sono un filosofo della lingua come l'avvocato, sulla fusione Popolare di Vicenza Veneto Banca. Allora, una parola però sulle istituzioni di controllo. Noi abbiamo avuto occasione con questo dissesto bancario di leggere delle relazioni ispettive, una ormai nota, piuttosto diffusa in internet, del 2001 di Popolare Vicenza. 2001, quella relazione stilata in maniera pregevole individuava tutte le storture e le gravissime situazioni nella Banca di Popolare Vicenza. La valutazione esorbitante delle azioni, la gestione interna, l'arbitrio, addirittura problemi di contabilità. Banca d'Italia nel 2001 aveva perfetta conoscenza di una situazione drammatica della banca e questo è un suo documento ufficiale del 2001 di cui poi abbiamo avuto solo recentemente possibilità di leggere. Allora, qui si impone perché non è successo nulla, perché dall'ispezione l'attività di vigilanza non ha effettivamente vigilato. Tanto da avere ancora così credito la Banca Popolare di Vicenza condotta da Zonin di essere la destinataria di un'acquisizione per fusione della Banca Etruria in difficoltà. Ecco, questa è una cosa che noi abbiamo spiegato. Questa è una cosa che tocca tenere presente. Sì. Invito tutti alla ricerca su internet di questi documenti perché la loro lettura è importante. Ma della fusione, arriviamo alla fusione, dottor Lugano, la fusione tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca, vogliono unire due pere sperando di avere una mela, è possibile? No, e a dire la verità uso un francesismo utilizzato dal mitico ragionier Fantozzi, è una boiata pazzesca, perché molto semplicemente a me sembra un bellissimo pretesto per eliminare 2.500-3.000 posti di lavoro. Quindi attenzione, sono numeri, diciamo, spannometrici, no? Chiaro, non cedetecelo. Allora, dateci la benevolenza dei numeri spannometrici. Noi abbiamo visto qualche carta della banca, le stiamo approfondendo, ma molte cose non sono chiare. Il dottore dice, il dottor Iorio prima ha detto 500. Il sindaco di Vicenza dice giustamente salvaguardiamo i posti di lavoro. Oggi con la possibilità, e dovete tenere presente questo, tenetelo ben presente e ditelo ai dipendenti della banca, quelli che sono qua presenti, ricordatevelo, non li abbiamo pagati per dirlo. Rischiano il posto dalle 2 alle 3.000 persone, quindi salvaguardare cosa? Bene, andiamo avanti. È nell'ottica delle cose. Girate, voi siete in buona parte veneti, girate il Veneto e guardate, di fronte a una filiale della Banca Popolare di Vicenza spesso c'è una filiale di Veneto Banca, una delle due chiude, 5-7 dipendenti che sono dentro in qualche modo dovranno essere dismessi, liquidati, trasferiti dove? Nel resto d'Italia lo dubito fortemente, comunque essere trasferiti, faccio un'ipotesi, a Roma per uno che è veneto non mi sembra proprio una passeggiata ed è un costo per l'azienda. Quindi, inoltre, c'è un problema di base che nessuno affronta. Si parla di concorrenza, aumento della concorrenzialità del mercato. Io in una
costruisco in una sola regione una posizione rilevantissima, quando avrei potuto, anche economicamente, secondo me, avere un ritorno migliore vendendo separatamente le due banche a due istituzioni diverse. E dal punto di vista, si parla sempre di concorrenza, noi stiamo facendo tutto questo, la Banca Centrale Europea, come obiettivo il mantenimento di un sistema concorrenziale. Aspetti, allora, ha detto una cosa interessante, il dottor Scarano, mi perdoni, il dottor Lugano dice lei ce l'ha il microfono, no? Sì, e dice sarebbe stato più vendibili due banche divise. Cosa ne pensa? Ma bisogna vedere quali acquirenti acquistano una banca con tante magagne. Cioè, allora, è chiaro che sembra un modello vecchio, quello di, taglio a metà i posti di lavoro, sono 5.500 quelli di Popolare Vicenza, ma saranno forse più della metà, perché metà degli sportelli verrà chiuso, con enorme danno. Ma chi compra? Chi compra non tanto la banca, ma l'economia che sottintende la banca. Ecco, devo dire francamente che il tessuto imprenditoriale così importante a livello nazionale dovrebbe rendersi conto che ha anch'esso, soprattutto nelle figure delle aziende più grandi, più di riferimento, che portano così lustro al Made in Italy, una responsabilità anche di territorio e di struttura, perché loro non esisterebbero se non ci fossero il territorio. Penso ai Benetton, ad esempio. Sì, guardi, Benetton, aspetti, perché ha toccato un tasto. Aspetti, per favore, aspetti, perché io sono famoso per i nemici che ho, non me ne faccia fare altri. Andiamo avanti, dottor Lugano. Allora, dottor Scarano dice comprare, sì, ma chi? Queste banche, i Benetton ci hanno già regalato mio, io sono già a posto così. Dottor Lugano, prego, finiamo. Quindi questo sposalizio, questa fusione, questa meravigliosa creatura che nasce. Questo sposalizio è una bella forzatura, sembra quasi voler creare una banca famosa too big to fail, una banca troppo grande per fallire, così obbligherò qualcuno a metterci dei soldi da parte di uno Stato per mandare avanti una istituzione che non ha salvato il meglio, ma rischia di salvare il peggio. Faccio un esempio pratico. Uno degli atti, Iorio aveva un odio particolare per le filiali estere di Banca Popolare di Vicenza, tanto che ha ordinato la chiusura di tutte le filiali estere. E io sono rimasto stupito, perché poi leggendo all'interno dei bilanci si vede che le filiali estere iniziavano a produrre utili. Una concorrente di Banca Popolare di Vicenza, non è un segreto, Biper, sta investendo cifre enormi per aiutare gli imprenditori ad andare all'estero con il proprio aiuto. Ma come mai uno che doveva salvare la banca taglia quello che è il futuro della banca, cioè l'espansione estera? Nello stesso tempo mi tengo l'espansione estera di Veneto Banca, che è stata talmente negativa per cui Veneto Banca Romania si è dovuta fondere con Veneto Banca Nazionale, perché sennò le perdite erano talmente grandi in Romania che la Banca Centrale Rumena le faceva chiudere. Bene. Allora, questo matrimonio, diciamo, non ci porta da nessuna parte. Bene, a posto qua. Quindi avete già capito con chi ci andiamo a sposare. Arriviamo e andiamo avanti con gli argomenti, memorizzateli tutti, perché poi vi servono per capire da dove vengono i 9 euro e dove andiamo a finire. Tutto quello che vi diciamo ha un senso. Il discorso che noi oggi vi stiamo promuovendo è un percorso dietro al quale c'è un ragionamento, perché molti di voi ci chiamano chiedendo conviene o non conviene i 9 euro. Arriverete alla fine a capirlo da soli, va bene? Da soli arriverete a capirlo alla fine. Bene, andiamo avanti con questo, lo vedete? Questo è uno di quei signori, che non sappiamo, perché non abbiamo ancora risposta, come abbia gestito questa banca. Noi riteniamo malissimo, però la procura deve ancora dirci se noi pensiamo bene o pensiamo male, se siamo ben pensanti o malpensanti, no? Questo è uno di quei signori, e queste sono le aziende che lui ha, che ha gestito la banca in una maniera di, diciamo così, perdita, perché siamo arrivati in perdita dopo i 20 anni di gestione sua, con un bilancio disastroso, ok? E questo signore, che
sottolineo le istituzioni, quelle presenti, ma soprattutto quelle che ci ascoltano, è ancora cavaliere del lavoro? È ancora cavaliere del lavoro questo signore? Ok? Bene. Questo signore è una delle facce famose della nostra situazione. Ripeto, sono famoso per farmi dei nemici e oggi non ho intenzione di tirarmi indietro. Mario, vai col filmato che questo è interessante. Ascoltate bene. Filmato, Mario. Che bello, Mario è il mio preferito. Lo faccio sempre tribolare e lavorare un sacco. Ma che si vedono anche tutte le cose che non si devono vedere lì, Spero che tua moglie non stia guardando. Ci fa una foto della Marica, là. Mario. Aspettate che non mi ha dato in panico, perché gli ho tagliato un po' di cose. Scusatemi. Ce l'hai il video? È fondamentale il video, senza di quello non si può andare avanti, No. No, allora cercalo con calma. No, dai, cercalo con calma e andiamo avanti col dottor Coviello. Dottor Coviello, prego, hai il microfono? Riesci a averlo? Bene. Quello che mi interessava capire era, lei ha scritto un libro, Vicenza, la città sbancata, giusto? Sulla situazione popolare di Vicenza. Cosa ci dice, su cosa ci aggiorna oggi? Cercherò di essere molto breve, intanto vi ringrazio di essere numerosi, che l'ultima assemblea organizzata da altri e organizzata anche da una di quelle associazioni che non esiste, quella di Bertelle, non esiste, l'abbiamo dimostrato giornalisticamente, mi spiace che il sindaco abbia creduto in quel personaggio. Noi abbiamo scritto un libro, non abbiamo scritto un libro, noi abbiamo ristampato gli articoli che sul nostro piccolo giornale, che non ha accesso a certe informazioni, mettevano in guardia i lettori sulla situazione che si stava creando soprattutto per la Banca Popolare di Vicenza, ma anche per Veneto Banca. Seguiamo di più Popolare di Vicenza per questioni geografiche, e quando un buon ha detto che a lui non piace l'ipocrisia, questa cosa qui ci accomuna moltissimo. Su altre cose non siamo d'accordo, ma su queste sì. Questo libro è la ristampa di articoli scritti che anche i presenti, tra cui il sindaco che è alla mia destra, siccome lui spesso ci onora nel dire che è tra i media che lui legge costantemente o si fa leggere costantemente, non può non aver letto, può non condividere ma non può non aver letto. Il 13 agosto 2010, il primo articolo che abbiamo scritto, noi mettiamo in guardia sul primo downgrading della banca, dicendo attenzione, downgrade ormai sapete anche voi cos'è, no? Ci sono agenzie che dicono questa banca, questa società è affidabile oppure no. Fitch diceva attenzione. Pochi giorni dopo Standard & Poor's diceva attenzione, va peggio. Ma non sapevo, dice il sindaco, mi spiace coinvolgere lui, ma sicuramente non ha responsabilità diretta, io lo penso, credo che sia eticamente responsabile, corresponsabile. Ma arriviamo alla situazione sociale per cui lei ha deciso di pubblicare quel libro lì che dopo... Radio Rai 1, 21 ottobre 2011, mi intervistava su come stava messa male la banca. Il dottor Variati non può non conoscere certe situazioni perché non mi ha querelato, altri l'hanno fatto, tipo Zonin mi ha chiesto 1 milione di euro, quando ho scritto Zonin e Zigliotto primatori, Variati e Zuccato di rincalzo. Allora, e ci sono parecchie volte i nomi dei politici locali che sono corresponsabili, quasi tutti, il quasi lo metto per educazione, della situazione attuale, perché Vicenza rispetto a Veneto Banca, secondo me, ed è documentato in questo libro, ha un fatto peggiorativo, la commistione a tutti i livelli, e qui andiamo sul sociale, tra potere della banca. Quel signore lì che non lo stavate mai nominando, perché non dimentichiamoci che se Iori ha fatto pasticci, li ha fatti sulla cattiva gestione di Zorin, Zuccato, presidente di Confindustria Veneto, ex presidente di Confindustria Vicenza, Giuseppe Zigliotto, presidente di Confindustria Vicenza, e attualmente ancora membro del CDA della LUIS a livello nazionale, e l'ha fatto più recentemente con Matteo Marzotto, condannato in primo grado a 10 mesi per reati fiscali, che è stato nominato
più volte presidente della fiera fino a che non è stata anche venduta e poi anche questa fiera è andata a Rimini. Torniamo al sociale. L'osservatorio inoltre, quindi non io, che è l'osservatorio della regione che opera come base presso la USL 4, la vecchia USL 4 e sono cambiati i numeri, attesta che il 10% delle persone che si rivolgono a loro per problemi psicologici legati alle perdite economiche, perché il denaro fa male anche alla mente, è a rischio 3 in una scala tra 1 e 5 di suicidio. Non lo dice Giovanni Coviello, non lo dice Vicenza Più, lo dice un osservatorio della regione, quindi messo in piedi dalla regione. I dati sono peggiorati perché questo dato qui risale a qualche mese fa. Qual è il problema? Qui stiamo parlando di 118.000 soci, di cui una parte sicuramente truffati, per Banca Popolare di Vicenza, gran parte, almeno quei 94.000 che la banca stessa dice di aver truffato, non la banca attuale, anche la banca attuale sta cercando di rimettere a posto una parte di cose con certe filosofie, ma la banca dei Zonin, degli Zigliotto, degli Zuccato, dei Marzotto e così via, e ci sono 88.000 soci della Veneto Banca, di cui adesso non ricordo, 74.000 possono essere ristorati. Cosa significa? Che questi miliardi veri perché gli ultimi che avete pagato, oppure presunti perché magari qualcuno aveva comprato e pagato meno, sono 11 miliardi che mancano al territorio. Il 40% manca al territorio, che poi non dimentichiamo che questo danno si estende a tutta l'Italia, perché hanno soci anche in altre parti d'Italia. Questo danno ha un indotto che i giornali molto più preparati del mio... Guardi, in Veneto lei ha fatto i numeri, le dico, in provincia di Vicenza, quanto ci riguarda, siamo in 34.000 che hanno dato fiducia e soldi a questa banca. Il 40% dei soci di Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono nel Veneto. Bene. Tutti gli altri stanno, quindi è un numero pesantissimo. No, andiamo avanti perché dopo un numero pesantissimo. Repubblica, un giornale che certamente non è un giornale né comunista né fascista, ha valutato il danno indotto di questi 11 miliardi non scomparsi, hanno cambiato tasca, signori, I soldi non scompaiono. Sì, no, i soldi, ha ragione, su questo ha ragione. I soldi non si bruciano, passano di mano, Quindi se ci sono meno soldi nelle nostre tasche c'è qualcuno... Bravi, no, ci siamo. Ok, la fermo qua, perché questo è il punto fondamentale. Grazie mille intanto. La fermo qua perché adesso abbiamo il video. Abbiamo il video, Mario? Abbiamo il video. Ad un impegno che avevamo preso nei giorni scorsi, le liste dei debitori, MPS, abbiamo cominciato già a dar nomi, aspettiamo la lista ufficiale, ma oggi vi diamo un'altra lista. Lo facciamo perché chi ha perso tutti i propri risparmi lo merita. Ecco perché fra mezzo minuto la lista dei debitori insolventi della Banca Popolare di Vicenza sarà pubblica. Populismo, dice qualcuno. No, popolare, come doveva essere la banca che invece si è dimostrata il suo contrario, molto impopolare, lei e altre. C'è chi si è fidato di Gianni Zonin, male, ma soprattutto Gianni Zonin si è fidato disinvoltamente di troppe persone, malissimo. Sui nomi, 2 premesse. Ecco la lista e come si vede si tratta di molte società spesso attive sul territorio veneto, per cui ci sta che la crisi ne abbia ridotto la capacità di rimborso. Sedim, Eudea, la Capiterlina, consorzi vari, anche molte SRL con sede in Toscana, una famosa come Ginori, altre no. Sparse ovunque, Brescia, Genova, Milano, Piacenza, alcune dalla Fedina, finanziaria sporca. La nostra lista ha 30 nomi per un totale di circa 589 milioni di euro mai rientrati, insolvenze al 31 dicembre del 2016, buffi. In cima, ma non è una novità, il sulfureo imprenditore presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini, Montemare Grado, insolvente per 57 milioni e 800 mila euro, fu un progetto immobiliare ambizioso al quale poi Zamparini rinunciò nel 2013 chiedendo conto agli enti locali che a suo dire ritardando l'approvazione dei piani lo avevano danneggiato. Si vedrà, per ora paga lui. Tra le top c'è partecipazioni e investimenti in real estate, 28 milioni e 300 mila euro. Pire, per gli amici, fa capo ad Alberto Matta, già nota alle cronache per essere imprenditore legato ad Alfio Marchini, sul filo di acrobazie un po' pericolose che dal fondo lussemburghese Optimum arrivavano fino a Malta e poi tornavano a Roma, zona Piazza di Spagna, dove ha sede Metorios Holding Colabrodo, di cui al 2015 proprio Marchini deteneva ancora il 16%. In lista poi c'è Tirrenia,
la disastratissima compagnia dei traghetti, proprietà dello Stato fino al 2011, sofferenza da 16 milioni di euro che guarda a sud verso altri mari, e restando in acqua agitata, anzi marcia come vuole la dicitura societaria, oltre 17 milioni di euro sono colpa di un prestito concesso alla nota società di Francesco Bellavista Caltagirone, che si porta dietro anche la ex titolare della Cozzi Parodi Holding, altri 13 milioni, investimenti falliti tra porti, hotel, mattoni vari. Stessa sorte per quelli dell'hotel Dolomiti di Cortina, 19 milioni di insolvenza, tracce che riporterebbero ad affari gestiti con società prestanome per conto di personaggi legati alla stessa banca vicentina. E si arriva anche per altre strade al cuore di Vicenza città con gli istituti scolastici Cardinal Baronio, 11 milioni e mezzo di debito sofferto, medie, scientifico e anche aeronautico. Motto della scuola: la giusta scelta può essere, ma se è stata sbagliata ora qualcuno paga. Perché lo abbiamo fatto? Perché c'è qualcuno che sì, paga e merita di sapere perché. Bene, allora, un doveroso ringraziamento al direttore Mentana, perché ha divulgato a livello nazionale quello che noi stiamo gridando da mesi. Il dottor Scarano prima parlava delle sofferenze del sistema bancario. Questi sono i signori, per quello che risulta dalle notizie che abbiamo e che hanno divulgato, che hanno messo in sofferenza il nostro sistema popolare di Vicenza. Adesso mi permetto solo di farvi un accenno, che è questo. Lo prendo dall'enciclopedia, ok? Quindi non mi invento assolutamente nulla. Imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio. Il carattere come soggetto che assume su di sé il rischio d'impresa. Tutto mi sembra tranne che questi signori abbiano preso su di sé i rischi d'impresa, anzi li hanno scaricati su di noi. Bene, quindi quando li guardate non confondete le parole. Ci sono imprenditori che assumono su di sé il rischio, onore e rispetto. Quelli no, non sono imprenditori, chiamateli come volete. Dottore, andiamo avanti e facciamo vedere l'elenco delle società e parliamo un po', perché vedete, l'accenno che si faceva prima alla procura è stato molto interessante, ma adesso è giusto che allora sappiate anche voi qualcosa di quello che sappiamo noi per aiutare, come diceva il sindaco, nel difficile lavoro del procuratore, la procura. Ci sono delle cose che non ci tornano. Vai, fai scorrere. Questo è Zamparini. Allora, Zamparini, i suoi possedimenti, prego. Zamparini viene a perdere questi 57 milioni, o meglio, questi soldi derivano da una transazione della banca con Zamparini relativamente alla Monte Mare Grado. La Monte Mare Grado è un affare da 500 milioni nella zona di Trieste. È un affare o un progetto? Perché se è un progetto. Se lei parla di affare, quando mi dicono vieni qua che ti faccio fare un affare, compro un jeans di marca a poco. È un progetto, scusate. Sì, prego. Da 500 milioni che Zamparini di sviluppo, che Zamparini aveva iniziato nel 2011 in Friuli. Bene. La banca interviene, però spieghiamolo bene, perché c'è il dubbio che sia una contestazione o una sofferenza. Zamparini si è difeso quando è stato messo al croce per quanto riguarda questa operazione, perché lui ha detto: attenzione, io alla banca ho avuto dei problemi con questo progetto che comunque sta per partire, ma io alla banca ho pagato 14 milioni di interessi pur non avendo ancora fatto partire il progetto. E attenzione che la banca mi ha fatto comprare 6 milioni di euro in azioni, e questo è il modus operandi classico che ha avuto la banca. Certo, ma allora restiamo a posto il modus operandi, perché lo sanno anche loro. Molti di noi hanno comprato azioni. No, aspetti. A fronte di fidi abbiamo comprato azioni. Esatto. Ma per farci capire, Zamparini ha preso 54 milioni su un progetto che secondo lui era un affare di 500. Sì. Ci siamo? Però ha detto, cacchio, con quei 54 ci ho comprato 6 milioni di euro di azioni, giusto? Sì. Io non sono un contabile, ma secondo me ci ha guadagnato uguale, no? Lui ci ha guadagnato sicuramente. No, aspetti. Andiamo avanti. Altre società, prego. Ascoltate bene. Allora, questo praticamente è se c'è la procura in ascolto, che ascolti anche la procura. È il cimitero dell'immobiliare, abbiamo visto, ci sono tutti i palazzinari romani dentro, chi più che ne aveva detta. Però mi ha incuriosito una società.
Eudea SPA in liquidazione, 29,8 milioni. Eudea. Sì. Perché mi ha incuriosito? Perché l'Eudea era una società in liquidazione attualmente del gruppo Barclays Bank, cioè non dell'ultimo arrivato, ma di un gruppo internazionale. Come ha fatto un gruppo internazionale, tra parentesi, a tirare un pacco alla Banca Popolare di Vicenza, mi rimane un mistero. Cioè, la Banca Popolare di Vicenza ha partecipato al finanziamento dell'Eudea SPA, che era una società di prestiti. Già questo di prestiti al consumo, già questo è molto strano, perché le società di prestiti al consumo di solito non chiudono in perdita. Lo sa benissimo che paga gli interessi alla società di prestiti al consumo. Nello stesso tempo, la società era controllata dalla Barclays. Quindi, come ha fatto alla fine a rimanere, questa sarebbe una bella inchiesta da fare, come ha fatto alla fine a rimanere in mano il cerino alla Banca Popolare di Vicenza? Bene, allora per farvi il punto della situazione, avete capito? C'è una banca che è la Barclays, che è inglese, giusto dottore? Sì, la Barclays è una banca inglese che mette su una società di prestiti al consumo, quindi la Barclays è una banca, fa una società per prestare i soldi. Esatto. E la fa finanziare da Popolare di Vicenza per 29 milioni e 8. 29 milioni e 8, bene. E alla fine chi resta col cerino in mano? La Popolare di Vicenza, bravi. Ricordatevi tutto. Queste sono cose molto particolari su cui noi vorremmo venisse fatta piena chiarezza. Basta anche approfondire una sola di queste voci per poter trovare il bando della matassa. Bene, prego dottore, andiamo avanti. Altre evidenze che abbiamo trovato noi molto strane, perché è giusto che la procura faccia il suo lavoro, ma è anche giusto noi da cittadini responsabili magari aiutarla. Prego dottore. Allora, l'Hotel Dolomiti SRL di cui si è parlato fa capo a un gruppo bolognese e romano di imprenditori, viene finanziata dal 2010, ma questi imprenditori già nel 2009 avevano avuto dei gravi problemi di evasione fiscale ed avevano avuto sequestri e interventi da parte della Guardia di Finanza. Come mai questo credito è stato concesso e viene poi portato avanti anche successivamente dalla banca, in una situazione in cui gli imprenditori a capo dello stesso avevano una posizione perlomeno estremamente delicata? E questo è un altro mistero che rimane. Ma il mistero, secondo me, il più grande è che questa lista non è completa, o meglio, ci sono dei nomi che non compaiono e adesso spieghiamo il perché. E vorrei passare, se sei d'accordo, alla San Marco Immobiliare. Passiamo dopo. Allora, fino adesso avete in odore, avete capito le stranezze che ci sono, no? Le stranezze che ci sono. Io volevo, se fate la cortesia di passare il microfono al sindaco, volevo capire la sua opinione. Se ha qualcosa da dire in merito, può anche non avere nulla da dire, magari voglio continuare ad ascoltare, come preferisce. Sai, io non ho fatto analisi su queste cose. Credo che ci sia qualcuno che debba fare analisi su queste cose. Bene, prendiamo atto. Andiamo avanti, dottore. No, Marica, c'è un microfonetto lì. Abbiamo la velina più bella della provincia, aspetti che le facciamo fare 2 passi, che così almeno... Sfilate. Ma sì, adesso vado avanti. Allora, un caso un po' particolare è la San Marco Immobiliare. La San Marco Immobiliare nasce nel 2011 per acquistare un hotel a Dua Cortina, l'Hotel San Marco. Nasce come Ampezzo SRL e si fonde poi con la San Marco Immobiliare e viene finanziata tutta questa operazione, la vedete qua, grazie a Banca Popolare di Vicenza, che mette 20 milioni di euro. L'operazione non va in porto, la Banca Popolare di Vicenza la finanzia anche perché aveva la prospettiva di fare la propria filiale all'interno di questo albergo. Però se uno avesse letto, non ho potuto portare tutto l'articolo, se no era un po' lungo, se uno leggeva già questo articolo capiva che qualcosa non sarebbe andato bene, perché la destinazione d'uso di questo albergo, di questo immobile, era albergo, e quindi bisognava essere già d'accordo col comune di Cortina per cambiarlo in commerciale residenziale, e cosa che evidentemente non è andata in porto. Quindi c'era una rischiosità già molto alta, perché io ho finanziato un albergo che doveva essere trasformato in appartamenti, col rischio che questo non avvenisse, perché il comune poteva essere non d'accordo. Allora, dopodiché, cosa succede? A un certo punto la banca decide di comprare le quote della San Marco SRL. Quindi aspetti, la banca finanzia la società? Prima finanzia la società. E quando scopre che questa società è a risultato
Male, sta andando molto pessimo. male. Che idea gli viene geniale? Di comprare le quote della società. Prima il 46% a 900.000 euro. Avete capito bene? Avete capito bene? Ha prestato milioni nostri e poi alla fine va male la società e la compriamo per dargli giustamente ancora soldi, no? Perché li hanno usati bene i milioni, quindi è giusto dargliene ancora. Prego. Allora, prima compra il 46% per 900.000 euro, dopodiché inietta all'interno della società, e qua era già Iorio consigliere delegato, quindi era già sua responsabilità perché lo fa a giugno 2015, mette altri 1.100.000 per non far fallire la società. Iorio. Gli ha messi Iorio all'interno della società con problemi, ha finanziato un altro 1.100.000. Bene, capite perché noi vogliamo l'azione di responsabilità? Avete capito? Avete capito perché è giusto urlarla alla prossima assemblea della banca? Anche se non contiamo niente a livello di numeri, perché Atlante ci ha scavalcati, è giusto esserci perché è corretto far presente questo. 1.100.000. A quanti di noi avrebbero fatto comodo e sarebbero stati rimborsati? Tacere è sbagliato. Pretendiamo l'azione di responsabilità contro Iorio per vedere se ciò che ha fatto è corretto. La vicenda non è ancora finita. La vicenda non è finita, finisca allora. Non è bello. A fine anno 2015 lo stesso bilancio della banca dice che questa società vale 0, quindi 2 milioni che ha messo sono stati letteralmente buttati via, vale 0. Allora cosa fa la banca? Però aveva un prestito di 20 milioni, converte in capitale 12 milioni di questo prestito per coprire le perdite, quindi il prestito scompare dagli NPL, cioè non diventa una sofferenza, ti trasforma in buona parte direttamente in capitale e ricapitalizza San Marco, di cui ora possiede il 99,75%. Bene, un solo commento, dottor Scalano. Consigliabile come mossa della Popolare di Vicenza? C'è qualcosa che non va secondo lei? Molto velocemente. È veramente agghiacciante perché lascia il sospetto che sia una pratica convertire crediti inesigibili in capitale. Questo inquina il capitale, tanto da renderlo sospetto nella sua... E danneggia chi? E danneggia chi? Ovviamente danneggia totalmente la struttura della banca. Bene. Andiamo avanti perché c'è un'altra cosa interessante e io voglio farmi un altro nemico. Prego. Questo è un articolo che è uscito, che ho avuto il piacere di leggere. Aspetti, dottore. Questo perché purtroppo... Aspetti, dottore. Aspetti. Con calma. Questo è un articolo che è uscito. Ringraziamo il giornalista che l'ha scritto, che è un giornalista coraggioso. Questo... Popolare di Vicenza. No, voglio quella del Baronio. Mario, voglio quella del Baronio. Avete sentito prima che tra i grandi debitori della banca, eccolo qua, grazie mille, che tra i grandi debitori della banca c'è l'Istituto Baronio. Sapete cos'è l'Istituto Baronio? Bene, l'Istituto Baronio, esatto. L'Istituto Baronio è una delle scuole private più esclusive della provincia di Vicenza. Per andare a questa scuola bisogna avere la possibilità non motoria, economica. Costa dai 9.000 euro all'anno e qualcosa di più, ok? Quindi diciamo che qualcuno che è in contratto part-time prende i soldi giusti per poter andare in quella scuola lì. Quindi non è una scuola per tutti. Io non l'ho fatta, tu l'hai fatta. Siamo due sfigati. Va bene. Allora, questo articolo dice una cosa fondamentale. Questo giornalista si è preso la briga di andare a intervistare Don Paolo, che io non so neanche chi sia, ma voglio dirgli quello che penso. E è andato a intervistare Don Paolo, che ha detto che ha preso la banca segnala 11 milioni e mezzo di prestito verso il suo istituto. E questo Don Paolo, padre Don Paolo, a quanto risale il debito e come è stato strutturato e a cosa serviva? 11 milioni e mezzo.
Il debito risale circa al 2002. È stato contratto quando ci siamo voluti trasferire presso l'attuale sede che venne acquistata dai Severiani. Nel tempo, anche se la nostra scuola è privata, abbiamo sempre cercato di andare incontro a tutte le esigenze degli insegnanti e di tutti gli studenti. Mi scusi, ma lei sta dicendo che questo debito è anche stato generato perché l'istituto si è accollato le quote di chi non era in grado di pagare l'iscrizione? Certamente, i ragazzi non lo sanno e qualche volta di questa cosa non sanno nemmeno gli insegnanti. A scuola tutti sono uguali e né i ragazzi né gli insegnanti sapevano chi pagava e chi no. Bene, bene, bene. Allora io voglio lanciare dei messaggi forti e precisi. Innanzitutto dico che è gravissimo che un signore Don Paolo, un don, si permetta di fare beneficenza con soldi non suoi ma della banca. Perché se pagava le rette dovevamo saperlo, dovevamo esserne coscienti. Punto 1. Punto 2, questa scuola è privata, costa un sacco di soldi. Chi se la può permettere? Bene, non è un obbligo. Chi non se la può permettere? Ci sono le scuole statali. Le paghiamo tutti, ci possono andare anche loro. Che risulti poi che dal bilancio della scuola non si vedano gli 11 milioni e mezzo di prestito, questa è un'altra stranezza che invitiamo non solo la procura a indagare. Bene, perché con i nostri soldi abbiamo scoperto che sono state fatte elemosine a persone che secondo noi sono più ricche di noi, no? E questo è alquanto strano, brutto e inaccettabile. Ma sollecitiamo anche il vescovo di Vicenza, caro il nostro Don Torta, sollecitiamo anche il vescovo di Vicenza a fare chiarezza all'interno di questa scuola. È un suo dovere, se non fosse dal punto di vista religioso, almeno dal punto di vista della responsabilità per il ruolo che ricopre. Noi speriamo di non dover essere obbligati ad andare a Roma anche per chiarire questa situazione, perché non ci fermeremo davanti a nessuno. I soldi li rincorriamo tutti, i prestiti li rincorriamo tutti, li vogliamo riavere tutti. Don Torta caro, prego. Volevo avere una sua, non opinione in merito perché la metterei in difficoltà, ma vorrei avere una sua benedizione. Più che benedizione, preghiera. La prima è: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. E ho paura che vale per tutto il discorso che abbiamo fatto. Dunque, voi sapete che la prima cosa che mi ha colpito è sapere che siete stati derubati dei soldi della vostra vita, che non sono soldi, è vita. E quindi davanti a questo fatto, non solo come prete, ma come uomo, non posso accettare una cosa del genere. Poi, oltre a voi, è la realtà che c'è tutto il Veneto e ci sono tutte piccole aziende che verranno veramente defraudate e schiacciate. Qui io ho paura che il dio denaro pian pianino ci rende tutti schiavi. Guardate che la vera prostituzione è quella della dignità. Non prostituitevi mai, abbiate dignità. Questo impegno è per la pace della nostra nazione, ma la pace è figlia della giustizia. Vogliamo sapere dove sono andati a finire questi miliardi, in che mano sono. Guardate che poi la giustizia è figlia della verità. Pace, giustizia, verità. Vogliamo sapere la verità. A questo livello io dico, cerchiamo di stimolare in maniera forte la pretura perché si muova, perché sappiate che le connivenze fra politici, magistratura e denaro sono profondissime e la mafia non è solo al sud, la mafia è nel cuore dell'uomo. Io ringrazio Don Torta perché allora adesso arriviamo ai 9 euro e ci arriviamo fra pochissimo, manca pochissimo. Ringrazio Don Torta perché in una situazione, voi dovete capire, molto più difficile rispetto alla mia.
Ma scusa, termino. Sì, sì, sì. Cercate di farvi promotori che questa vostra dignità, che non accetta l'elemosina, ma vuol sapere la verità, diventi più grande, perché ricordatevi che i politici, se siete in 500 non vi ascoltano, ma se siete in 50.000 prendono paura. Che comincino a prendere paura, divulgate la vostra idea. Allora, no, adesso per sottolinearvi un'altra cosa, perché purtroppo il tempo stringe, ci siamo allungati un sacco. L'ingegner Coviello di Vicenza Più ha fatto un video molto interessante sugli intrecci del Baronio, mi corregga, con la banca, giusto? Però io le devo chiedere umilmente scusa e le pagherò 2 caffè al bar, però non posso mandare il video perché dura 9 minuti e sono tanti, vorrei andare avanti con la riunione e vedere l'altro. Dove si può vedere questo video? Non ho capito, scusa. Dove si può vedere il video che Su lei ha fatto? Vicenza.tv, con una cosa, stiamo trasmettendo in diretta tutta questa assemblea, stiamo in diretta, verrà poi replicata più volte perché secondo me ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma intanto deve sapere. Il giornale locale ha sempre nascosto, a giorni renderemo disponibile in formato PDF tutti i titoli che il giornale locale vi ha propinato per convincervi a comprare quelle azioni. Quindi questo video sono 8 minuti, è una lettera immaginaria fatta al vescovo di Vicenza, in cui sostanzialmente gli chiediamo: tu vescovo che stimiamo e che rispettiamo, e tu vescovo che hai fatto il mestiere o hai visto il mestiere e quindi cambiare tasca, soldi della diocesi, 1 milione della Voce dei Berici, 2 milioni e mezzo dei Servi di Maria, tanti soldi dei conventi e dei preti, tu vescovo hai perso questi soldi. Un tuo prete questi soldi li ha presi. Allora, dove sta la giustizia? Intanto i preti investono, spendono e con i soldi, con gli obboli che ricevono, fanno speculazioni. Voi non l'avete fatta, ma perché la diocesi compra azioni? Perché i Servi di Maria comprano azioni? E un altro prete si fa prestare i soldi con un bilancio in perdita in cui non ha pagato i contributi allo Stato, a 500.000 euro di debiti previdenziali, non ha pagato le tasse a 800.000 euro di debiti tributari, tu banca gli presti 11 milioni e tu, vescovo, che rispetto e stimo, non alzi un dito. Papa Francesco l'ha fatto nello York, ha cacciato chi andava cacciato. Qui perché la Chiesa investe in azioni e perché la Chiesa, un'altra, ruba i soldi. Bene, le rubo il microfono perché siamo allungati. Adesso grazie mille, quindi se volete vedere e approfondire e conoscere un'altra parte della verità nel sito dell'ingegner direttore, posso chiamarla direttore perché è il direttore non mi permetterà mai. Lei è laureato, io no. Adesso volevo far intervenire, e lo ringrazio di essere venuto qua, vorrei che si presentasse anche il rappresentante della regione, perché volevo capire cosa le istituzioni oggi, in questa situazione, con quello che abbiamo descritto in maniera molto veloce, stanno cercando di fare o hanno fatto. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, Alessandro Montagnoli, consigliere regionale del Veneto. Intanto vi porto i saluti del Presidente Luca Zaia, a tutti voi, a Don Torta e ringrazio Luigi Uone. Vada. No, vada. Però io vi dico solo una cosa, tutto giusto. Dov'è Zaia? Non è qua. Adesso Il Presidente mi dice di portare i vostri saluti e vi dico quello che il Consiglio regionale del Veneto ha fatto e sta facendo nell'ultimo periodo, l'abbiamo anche condiviso insieme. Abbiamo costituito una commissione d'inchiesta che ha sentito tutte le associazioni, anche i responsabili delle banche, commissione d'inchiesta composta da tutte le forze politiche e nelle audizioni l'unica dirigenza che non è venuta è stata quella della Popolare di Vicenza, e questo è stato un segno molto, molto negativo perché era il momento opportuno in cui tutti potevano esprimere in maniera segreta, perché questa è la commissione d'inchiesta, la reale situazione. È venuto anche il sottosegretario Baretta in commissione
e è agli atti insomma quello che ci ha detto. Abbiamo stilato un documento, lo abbiamo approvato in Consiglio regionale tutte quante le forze politiche. La Regione, sapete, ha istituito un fondo a favore delle associazioni che non è ancora definito, nell'importo sì sono 500.000 euro, ma nelle modalità, perché non è semplice stabilire i criteri, penso che tu Luigi lo sappia. E l'altro giorno... Aspetti. Lei ha toccato un punto fondamentale. Mi perdoni. Poi sa, io non metto mai in bocca parole a nessuno, però quando escono devo dire perché è più forte di me. Lei è venuto a un'altra nostra assemblea a San Bonifacio. Bravissimo, qualche mese fa, quest'estate. Ci avevano promesso che per settembre quel fondo avrebbe assegnato o cominciato ad assegnare, no? Sarebbe stato disponibile. Non è ancora disponibile, giusto? Il fondo l'abbiamo incrementato di 300.000. Certo. Allora, io non dico... No, aspetti, scusate. No, facciamo chiarezza perché sennò... Scusatemi. Facciamo chiarezza. Solo per capire, non è colpa sua, quindi non le sto dando una colpa. Voglio solo sapere, questo fondo è stato implementato ma non è ancora disponibile. No, i soldi ci sono le modalità di erogazione, quindi non è disponibile perché non sono semplici. No, certo. Abbiamo però definito a chi devono andare, che sono le associazioni di categoria, per quello era una modalità e l'ha definito tutto il Consiglio. La Giunta deve deliberare, i criteri stanno lavorando le strutture. Sì, il Veneto un segnale in questo senso lì è andato, che non sono soldi che vanno ai risparmiatori, è evidente, perché a fronte di un buco di 11 miliardi di euro, 500.000 euro solo per assistere le fasi di chi sta facendo le cause e tutti i procedimenti, quello lo sapete. Diverso il fondo che ha stanziato l'altro giorno in Giunta di 5 milioni di euro con Veneto Sviluppo a favore delle piccole e medie imprese che hanno avuto i problemi con le banche dal punto di vista creditizio. Lì è un fondo ben più ampio a disposizione di tutte quelle PMI che hanno avuto difficoltà sia con tutte le banche che sono da noi, evidentemente la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Bene, se io posso fare solo questo appunto, capisco che e lo hanno capito anche loro, l'erogazione non è ancora stata definita, di conseguenza lei mi blocca nel momento in cui dico una cacchiata, alza la mano e dice no, Ugone sta dicendo una cacchiata, quindi vuol dire che i soldi non sono disponibili ma non sono erogabili, giusto? Bene, noi vi chiediamo solo, non perché noi li vogliamo, no? Ma di fare un lavoro abbastanza concreto, lo dica alla Giunta, perché di questi soldi ce n'è bisogno, ripeto, aspetti, non per noi per il momento, perché per il momento noi riusciamo, grazie ai nostri soci, ad autofinanziarsi, ma perché ci sono altre piccole associazioni come quella di Don Torta che magari, non dico che sia proprio lei che, però ne hanno veramente bisogno, ma le dico di più, cercate di dare questi fondi non dico un francesismo, alla Cazzum, no? Perché ci sono associazioni che hanno fatto ieri il sì, oggi il no, domani il forse, ok? E quindi non sarebbe corretto dare soldi a tutti, anche a quelli che in questa battaglia ci hanno messo solamente i soldi degli altri. Guardi, ti assicuro Luigi, penso tu ma anche Don Luigi, dell'assoluta vicinanza del Presidente Luca Asdar su questo. Le disponibilità ci sono, se i tempi sono andati più lunghi è per definire esattamente i criteri nell'erogazione di questi soldi. Per cui la volontà del Presidente c'è la difficoltà però di stabilire anche come, perché questo Paese non è sempre semplice con la burocrazia che c'è a fare le cose, ma la volontà del Presidente c'è. Dall'altro lato c'è un problema politico, questo posso dirlo, è intervenuto il sindaco, perché quello che ha espresso il Consiglio regionale, ed è un messaggio, dico giustamente, 500 persone non si vedono, 5.000, 50.000 sì. Il messaggio che è uscito da tutto questo processo di distruzione di capitali dei soldi dei veneti è che vogliamo che non ci siano differenze tra i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. I provvedimenti fatti con le 4 banche
l'Etruria e le altre, e quello che si sta facendo oggi sulla Monte dei Paschi deve valere anche per le gente della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Gli 11 miliardi di buco fatti e i decreti fatti a tutela degli obbligazionisti devono valere anche per gli azionisti che non hanno potuto vendere le azioni e su cui evidentemente ci sono delle responsabilità. Qualcheduno a gennaio 2016 diceva: c'è un affare da fare, comprate Monte dei Paschi, e qualche mese fa derideva dei veneti, derideva di come sono finite le due banche popolari. Vogliamo giustizia. Ho visto nella nota del dottore: nulla è successo in una notte. È evidente che qui la responsabilità degli organi di vigilanza che sono usciti negli atti di commissione ci sono. In un paese democratico, visto che la Costituzione è scritta in maniera chiara, tu si tutela il risparmio. In un paese normale, quel signore di prima dovrebbe essere arrestato in seduta stante per quello che ha fatto, perché qualcuno ha delle responsabilità nettissime e chiarissime fin da subito. Un attimo solo. Prego. Per cui quello che dal Veneto parte come messaggio, che non siamo diversi dalle altre regioni, e se ci sono dei soldi dei decreti devono valere anche per i nostri cittadini. E questo è quello che a Roma devono capire. E mi auguro che anche qui il sindaco, con la sua parte politica, perché non è una battaglia né di destra né di sinistra, il risparmio è di tutta la gente veneta e dobbiamo essere messi nelle stesse condizioni degli altri. Stiamo facendo procedimenti in regione, c'è un progetto di legge per far sì che le norme fatte per le 4 banche, visto che poi sappiamo che c'è stato un periodo che è il 2016 con l'entrata del bail-in, le norme fatte per quelle banche lì devono valere anche per gli azionisti della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, perché una norma vale ad essere uguale per tutti i cittadini. Io capisco, lei sfonda però una porta aperta, perché questa associazione sta dimostrando oggi che ci sono 2 pesi e 2 misure in questo Stato, l'abbiamo dimostrato oggi, quindi parlare di norme uguali non è così, lo sappiamo tutti. Mi fa specie, mi fa meraviglia e mi fa anche piacere che poi un politico, perché lei non ha ruoli istituzionali, o sbaglio? Sono in Consiglio regionale. Lei in Consiglio regionale non ha ruoli istituzionali però. Non è presidente del Consiglio, non è assessore, non ha... Bene. Che un politico si lamenta alla fine della burocrazia che c'è dietro alle istituzioni e alla politica. Siete lì anche per cambiarle. Andiamo avanti. Volevo l'intervento del dottor Scarano. Però sommessamente un richiamo. Allora, la commissione di inchiesta della regione Toscana ha fallito, addirittura è arrivato a 2 confliggenti relazioni e si è fermata di fronte a richieste a Montepaschi inevase, tipicamente gli insolventi. Quindi vi brucia in mano la tempistica in cui renderete trasparenza rispetto a questa vostra attività. Poi un'altra clessidra che vi brucia in mano è la trasparenza su cui questi fondi verranno trasmessi alle associazioni in maniera non discriminante e come dire arbitraria. Ma però mi domando, ma non state pensando alla struttura bancaria della regione Veneto e di come questa impatterà? Questo è il primario impegno che io mi sarei aspettato. Bene, andiamo avanti. Sindaco, la parola a lei. Volevo capire le istituzioni appunto come si muovono, come si muoveranno, visto che lei è la prima istituzione cittadina. Questo territorio, questo ne faccio lusinga al sindaco, questo territorio aveva una Confindustria molto potente e oggi è divisa, una banca molto grande e oggi resta il sindaco come figura della città. Prego, sindaco. Guardi, io sto ascoltando con molta attenzione, diciamo, il racconto che pagina dopo pagina viene fuori da questa assemblea. E pensavo, la banca dovrà essere ricapitalizzata ancora, no?
pacifico. Quindi c'è chi dovrà mettere dentro soldi. Chi metterà dentro soldi? Per il momento immagino che sarà Atlante. No, ma andiamo avanti, non importa. Sindaco, prego. Momento. No. Aspettate. C'è chi deve mettere dentro soldi e non saranno soldi privati. Mettiamola così, per il momento almeno. E quando arriveranno i soldi privati bisogna stare attenti che non siano predatori. Giacché sono quattrini pubblici, occorre che le tesi, perché adesso c'è una tesi prevalente, come un anno e mezzo fa c'era la tesi bisogna trasformare la banca in una SPA. Sì, ma noi l'abbiamo invitata perché lei vada al di là. Aspetta. Lasciami un minuto che faccio una conclusione. Anche due, si seguono 2 minuti glieli regalo così. No, esatto. Un momento. No, lasciatemi dire perché facciamolo finire che dopo chiudiamo la riunione e passiamo alle cose concrete. È interessante. I quattrini dovranno essere messi, però vanno confrontate delle tesi. Allora, un momento signore, vanno confrontate alcune tesi. Cosa posso fare io? Lei sindaco? Io posso fare varie cose. Bravo. Una, ad esempio, è quella di far giungere le tesi di questa associazione, non lo so se siano le tesi giuste in assoluto, ma mi sembra doveroso che le tesi di questa associazione arrivino là dove poi vengono prese alcune decisioni. E mi piacerebbe anche che laddove le decisioni fossero diverse rispetto a queste tesi, venissero, come dire, scritte dicendo perché. Questo io non sono un uomo potente, però avendo alcune relazioni è giusto che io per la mia terra queste relazioni le metta a disposizione. Questo è quello che io posso dire qui davanti a voi. Che cosa servirà? Fermi, a posto. Io non lo so, però penso che possa servire. Bene, grazie al sindaco. Adesso andiamo avanti un attimo, l'appunto di Don Torta. Poi passiamo ai 9 euro, Attenzione, poi passiamo ai 9 euro, l'appunto di Don Torta. Il sindaco ha detto, io non sono un uomo potente. Bene. Sindaco, dopo la reinterrogherò di nuovo se lei mi consente. Come vede, io sono stato molto più democratico. Signor sindaco, no, perché Scarano dopo, mi perdoni, le chiedo scusa, ma io non sono abituato a dire ciò che è conveniente. Non sono abituato a dire ciò che è conveniente. E è arrivato un momento in cui, glielo dico sinceramente, dentro il mio animo sta nascendo qualcosa di sconveniente per tutti. Nel senso, principalmente per me, parlo. Le dico, ritengo comunque nella democrazia dell'Assemblea di averle dato molto tempo, molto più di quello che in altre assemblee sono state concesse alle associazioni e ai piccoli azionisti. E questo è un punto che voglio fare, ma lo riprendiamo dopo. Prego, Don Torta, poi passiamo ai 9 euro. Mario, preparati. La storia di quasi tutti voi è che siete risparmiatori, siete andati in banca e l'ufficiale che era lì, l'impiegato, che magari conoscevate da anni, e forse sapendo dove vi portava, vi ha fatto diventare azionisti. Cioè praticamente vi ha portato nel baratro. Allora io dico questo. Dove sono i sindacati? Perché io dico, sono evaporati i sindacati. CGIL, CISL e UIL ha difeso la paura che indubbiamente a tutti noi dispiace, che se le banche vanno, evidentemente crollano, ci sono 2500 persone che sono evidentemente gli impiegati che possono perdere il lavoro e li hanno difesi. Ma perché i sindacati non hanno difeso i soldi
di ciascuno di voi che siete lavoratori. Però mi perdoni, reverendissimo, il passato è passato, non macina più, purtroppo. No, io chiedo No, adesso- lei mi deve- no, le chiedo io scusa. Scusa, no, Prego. io dico questo, che i sindacati sostengano la battaglia che si sta facendo. Certo, In positivo. legittima richiesta, In positivo. richiesta legittima, ma passiamo ai 9 euro adesso, no? Perché avete capito qual è la situazione della banca, avete capito qual è la situazione delle banche italiane, avete capito che poi la responsabilità delle decisioni ricade su di noi, ma le decisioni le prende prima il governo, in seconda istanza le istituzioni bancarie, quindi Banca d'Italia e Consob, dopodiché Banca Popolare di Vicenza, e di conseguenza tutto poi ricade su di noi. Questo lo avete avuto chiaro, bene? Bene. Noi abbiamo ricevuto, e voi avete ricevuto in questi giorni, la proposta che è stata fatta dalla banca dei 9 euro, no? Quindi la banca, e io voglio fare una premessa che è questa, la banca ha mandato via 94.000 lettere e prima di mandare via le 94.000 lettere ci ha convocati come associazione insieme a molte altre associazioni per sapere qual era il nostro punto di vista. Sono partite 94.000 lettere, la faccio molto sunta, dove all'interno la banca descrive la possibilità per tutti gli azionisti che vanno dal 2007 fino al 2015 di poter ricevere 9 euro ad azione esente tasse, rimanendo in possesso delle azioni. In più hanno mandato via una seconda istanza, una seconda informativa per la quale davano 30 euro a quei soggetti che la banca riteneva scavalcati. Tutto questo a fronte della rinuncia da parte del sottoscrittore, dell'azionista, di quelle che erano le possibilità di poter far causa alla banca. Quindi chi accetta i 9 euro oggi si attacca domani, no? Ora, quello che noi abbiamo avuto come incontro con la banca, ed è essenziale che voi lo sappiate, è stato con il dottor De Francisco, che è stato poi dimissionato dopo averci incontrato, quindi o portiamo sfiga, è successo qualcosa, in assenza del dottor Viola, perché era impegnato, e il presidente Mion lo stesso era impegnato anche lui. Quindi ci hanno descritto questa sontuosa offerta come la possibilità di un istituto che per la prima volta nella storia di questo paese si mette a rimborsare degli azionisti, quindi noi. Ci hanno fatto passare la situazione come una possibilità unica, ed è vero, mai un istituto in questo paese aveva fatto quello che stanno facendo loro. Ci hanno detto che per loro la proposta economica era molto interessante perché comunque sia andava poi a svilupparsi all'interno di un conto corrente vincolato per il quale se qualcuno poteva mettere dei soldi avrebbe preso in 10 anni il 50% e tante altre cavolate, no? Bene, ci hanno detto che avrebbero trattato le azioni baciate, non so se hanno incontrato anche lei, avvocato, hanno incontrato anche lei? Col microfono, perché sennò sembra che... Li abbiamo incontrati, anzi noi siamo stati onorati di avere la visita presso la parrocchia di Don Enrico del dottor Viola e del dottor Carrus. Quindi abbiamo avuto un trattamento di favore e siamo riconoscenti di questo. Ma la proposta in succo è quello che stiamo dicendo noi o c'è qualcosa di diverso? No, il succo è questo, ma credo che sia di dominio comune il contenuto delle offerte, tant'è che le banche insistono in maniera molesta nel chiamare i risparmiatori e quindi nessuno è all'oscuro di questa pubblica offerta di transazione. Probabilmente all'oscuro del contenuto di questa pubblica offerta di transazione e delle modalità con le quali le banche le portano a conoscenza dei risparmiatori sono come al solito gli organi di controllo che dovrebbero impedire che certe situazioni si realizzassero. Io credo, e lo vado ripetendo in numerose assemblee che stiamo tenendo sul territorio veneto, che la proposta di transazione contenga numerosissimi aspetti di nullità e le modalità attraverso le quali le banche sollecitano i risparmiatori a sottoscrivere
sono al di fuori di quelle che sono le regole di comportamento che dovrebbero tenere le banche nei rapporti con i cittadini, perché loro stanno stressando letteralmente i cittadini con decine di chiamate, comunicazioni e email e altri tipi di comunicazione tecnologica per indurli a sottoscrivere sulla scorta anche di informazioni ancora una volta errate. Ma la sua associazione cosa pensa sui 9 euro? Noi abbiamo espresso fin dal primo momento, e l'abbiamo espresso anche nel corso dell'incontro col dottor Viola e col dottor Carrus, il nostro dissenso a questa offerta. Apprezziamo il gesto, perché con questo gesto le banche riconoscono ufficialmente che c'è un diritto da parte dei risparmiatori ad essere risarciti, ovvero sia c'è un riconoscimento di debito da parte loro, ma la quantificazione e le modalità di attribuzione delle somme non sono per noi idonee a poter definire questo un risarcimento. Perfetto. Mi dice lei, dottor Scarano, cosa pensa, prego, se passa il microfono, dottor Scarano, mi dice cosa pensa lei sulla proposta dei 9 euro fatta dalla banca? Si ha un'idea? Allora, per me personalmente è una proposta indecente. Economicamente la banca sta dando soldi che non ha, cioè sono appena entrati questi soldi, questi 600 milioni entrano nella banca ed escono. Mi domando da analista quale sia l'effettiva ratio di questa operazione. Perfetto. Dottor Lugano, prego. Beh, io sarò rapidissimo. Sulla parte commerciale io quando l'ho letta mi sono fatto una risata, perché alla fine la parte commerciale si compone di 3 parti. Uno, l'offerta conto corrente zero, pari, parole della banca, 90 euro. E vabbè, meglio che niente. Da noi si dice meglio che piuttosto, meglio che niente, meglio piuttosto. Vabbè. La seconda parte, il mutuo. E se uno non ha un mutuo in famiglia cosa fa? Accende un mutuo per avere un mutuo senza spese, uno. Secondo, se io trovo occasioni normali di mutui senza spese, perché la valutazione va fatta tra la differenza di quello che normalmente si troverebbe nel mercato e quello che mi trova la banca, non quello che mi dà la banca, perché le stesse condizioni si possono trovare normalmente sul mercato, presso altri istituti senza accettare l'offerta. La terza è la più grave, un conto deposito vincolato a 5 o 10 anni. Un conto a 10 anni è una roba che non si vede in nessuna parte del mondo, è una specialità che è stata creata. Si promette sul 10 anni il 5%. Attenzione che quando voi vedete 10 anni dovete pensare dal 2017 al 2027. Vi do solo un dato. La governatrice della Federal Reserve, Yellen, ha detto che dal 2019 lei porta i tassi al 3%. Questo vuol dire che anche noi dovremo seguirla. Questo vuol dire che il 5% al netto della svalutazione, dell'inflazione e al netto di quello che potreste ottenere da qualsiasi altra parte non esiste, è estremamente limitato. Grazie. Dottor Coviello, prego. Allora, adesso state ascoltando, è giusto che voi sappiate, no? State ascoltando delle associazioni, state ascoltando degli economisti indipendenti, ok? Indipendenti, quindi senza stipendio, lavorano, non li paghiamo noi, sulla vostra perplessità, sull'accettare o non accettare i 9 euro. Finiamo il giro, poi vi diciamo cosa pensiamo noi dell'associazione. Prego, direttore Coviello. Soltanto un flash. È positivo che abbia offerto qualcosa perché riconosce un errore passato. Io non sono azionista, non potevo essere per altri motivi. Bisogna riconoscere che chi fa questa proposta lo fa in nome di altri soci che sono Atlante, quindi non lo fa per beneficenza, lo fa perché se ci sono troppe cause in corso non è neanche vendibile, ammesso che sia salvabile la banca, perché la banca tecnicamente tuttora è fallita. Sul fatto della proposta commerciale aggiungo soltanto una considerazione a chi è più esperto di me, come chi mi ha preceduto. Qui si parla di dire potete recuperare dei soldi vincolandoli nei nostri conti, ma quanti di voi hanno ancora soldi da versare? Cioè io mi pongo il problema di chi ha perso tutto e non ha da campare. Prego, Sindaco. Dunque io penso questo, che
la proposta vada nella direzione giusta, perché per azioni che oggi non valgono niente, cominciare ad offrire 9 euro vuol dire andare nella direzione No, giusta. mi scusi, non è che cominciano ad offrire 9 euro, perché sennò sembra che domani offrono di più. Un momento, ma penso che questa proposta potrebbe essere ulteriormente integrata. Prego. Sicuramente la proposta prende atto che qualcosa in questi anni non è andato. Considero anch'io che deve essere una base di partenza unita all'azione di responsabilità, condivido per tutti, ma comunque è un inizio che non era scontato un po' di tempo fa. È una base di partenza. Don Torta, prego. Se vuole dire qualcosa... No, soltanto questo, che l'elemosina non si può accettare, si vuole solo giustizia. Ve lo dice un uomo di elemosina, Bene, allora... No, un uomo adesso... di solidarietà, c'è un'altra roba. Un uomo di solidarietà. Esatto. Che è diverso Sì, dall'elemosina. sì. Allora, adesso vi dico cosa pensiamo noi e ve lo dico senza peli sulla lingua. Allora, siamo stati e finisco il racconto, e voglio spiegarvi quello che vi dico con fatti, non con idee. Non è che ho l'idea che sia tanto o poco, e voglio che capiate i fatti che ci sono sotto. Allora, Mario, per favore, mettere niente, dopo ti dico, prepara la slide di Mio, per favore, quella dell'assemblea di Mio. Allora, noi andiamo in ufficio, ci spiegano quello che è la loro proposta. Finito di spiegare la loro proposta, che è quella che vi ho detto io, no? Ci chiedono cosa ne pensiamo. Allora, abbiamo sorriso all'inizio nell'ascoltare la proposta, perché è vero che una banca non ci ha mai messo dei rimborsi, è vero che è la prima volta, è vero che questi soldi sono certi, forse, se Atlante ce li mette e se l'80% accetta. Quindi sono veri forse, no? E quindi sono soldi forse. Ma la verità è un'altra. Ci siamo guardati in faccia e gli abbiamo detto: ma vi rendete conto di quello che avete fatto con questa manovra? Ci hanno guardato. Beh, allora ve lo dico io. Avete mandato via 94.000 lettere, 94.000 lettere a soci che si erano perfino dimenticati di avere le azioni popolari di Vicenza, perché ci sono speculatori in questo paese che hanno talmente tanti pacchetti azionari che non sanno neanche di averli. E hanno pacchetti cospicui, pesanti, con milioni di euro all'interno. Avete svegliato speculatori che davano questi soldi per persi e invece oggi sanno che possono fare un accordo con la banca e tirare almeno 9 euro. Avete gente ricchissima che era alle Maldive, stava facendo il bagno, lo chiama la Colf e gli fa: guardi che è arrivata una lettera della banca, ci sono i soldi da andare a ritirare. E gli date 9 euro. Poi cosa avete fatto? Ai miei soci, alla signora Maria, a Tiziano, a Mario, alla Barbara, che ci hanno messo soldi veri a 62,50 o a 48 o a 40 o a 55, beh, gli avete detto: toh, prendi questo e taci. Avete svilito e sminuito le persone e avete fatto un regalo a chi non merita regali. Avete poi, tra l'altro, fatto una cosa ancora più grave dal punto di vista della banca, che voi volete salvare. Avete mandato via 94.000 lettere, svegliando 94.000 persone che domani sanno che dentro questa banca c'era qualcosa che non andava, perché una banca rimborsa solo se sa di avere delle colpe, altrimenti non regalano soldi a nessuno. Avete svuotato questa banca dei pochi soldi rimasti, l'avete svuotata
Perché probabilmente l'80% del capitale al quale loro vogliono far chiudere questo accordo, forse, non credo, ma forse arriverà. Quindi avete svuotato la banca di soldi, perché loro vogliono che l'80% non delle persone, ma del capitale sottoscriva. Quindi di voi singoli non gliene frega nulla. Avete svuotato la banca dei pochi soldi che ha e l'avete riempita di cause, perché il restante 20%, se va come volete voi, saprà che noi abbiamo detto la verità e che dentro questi MiFID e che dentro questa banca e che dentro questi giochi c'era molto che non andava e quindi vi faranno giustamente causa. Avete svegliato una tempesta. Ci hanno guardati sconcertati. Mario, dimmi se dico una boiata. Ci hanno guardato sconcertati, si sono girati verso di noi e ci hanno detto: allora voi cosa suggerite? Ho usato un francesismo, azzi vostri. Quello che adesso voi ci chiedete come associazione, ascoltatemi bene, perché stiamo ricevendo chiamate su chiamate per sapere cosa conviene fare. Vi dico la storia di Tiziano e ve lo dico a fatica perché noi non abbiamo mai usato casi umani, lo sapete. Durante le nostre assemblee abbiamo sempre parlato di fatti che riguardano la banca, voglio parlare di fatti che riguardano l'associazione. Quello che vi sto per dire, il ragionamento che è uscito, è stato anche grazie a tutte le persone che sono venute in ufficio a dirci cosa pensavano sui 9 euro. Avevamo una nostra idea, ma voi ci avete dato la garanzia che eravamo nella strada giusta. È venuto da me Tiziano, vi dico, una telefonata molto particolare. Ero in ufficio con la Marica. Mi fa, velocemente, dimmi cosa devo fare che faccio causa. E io, sapete come siamo noi, no? Passi in ufficio, che le spieghiamo, venite, passate, vogliamo gente cosciente, vogliamo gente che se viene con noi, non viene con noi perché vi abbiamo detto vi diamo un risultato, venite con noi per la speranza di un risultato, che è diverso. La speranza di portare a casa una dignità, no? E dico a Tiziano, fa una cortesia, passa in ufficio. Oggi non c'è qua Tiziano, e dopo vi spiego anche perché. E Tiziano mi fa, no guardi, non ho tempo, mi mandi le carte da firmare che gliele rispedisco. Ho detto guardi che se ha 2 minuti, siccome sono dei mandati con degli avvocati, gliele porto anche di sabato o domenica. Mi fa no, non ho tempo. Io mi sono un po' spazientito e ho detto ma come non ho tempo? E lui dopo un po' che ha capito che mi ero spazientito, forse ha capito che io non avevo capito, e mi fa ok, passo in ufficio in velocità se ti trovo. Arrivo in ufficio e lo trovo lì. Mi trovo di fronte a un signore distintissimo, di 64 anni, che mi guarda, l'ho riconosciuto, perché l'avevo già visto in un'altra riunione, e mi guarda e mi fa, mi dai le carte che te le firmo? Lo guardo e gli faccio, beh, visto che sei qua, concedimi 10 minuti? Non ho 10 minuti. Per favore, gli ho detto, ti spiego 2 cose, mi fido di te, firma. E io lo guardo e gli faccio, è esattamente quello che non voglio. Non voglio che la gente firmi perché si fida di me. Voi dovete essere coscienti di quello che avete, voi sapete cosa avete in tasca, voi conoscete il vostro portafoglio, voi conoscete la vostra situazione economica. Io non posso darvi un consiglio. Come faccio io a consigliare voi che non so qual è la vostra situazione economica, la vostra situazione patrimoniale, familiare? Faccio fatica a consigliarvi, no? Quindi non voglio che voi vi fidiate di me, voglio che siate coscienti. Quando siete coscienti decidete cosa fare, nel bene e nel male, come nelle messe in mora. Vi abbiamo sempre detto, o le fate con noi o le fate con un avvocato di vostra fiducia. Non vi abbiamo mai costretti, non vogliamo costringervi. La libertà va al primo posto, perché la gente deve essere cosciente di quello che fa. Quando c'è informazione e c'è coscienza, lì c'è vera libertà. Allora, guardo Tiziano e gli faccio, per favore, e lui mi guarda e mi fa, va bene, però in privato. Vabbè? Vado, mi siedo nell'ufficio, mi guarda e mi fa, ascolta, e vedo che si tira sul petto, mi fa, io ho un problema, un momento di difficoltà. Dura. Ho perso il lavoro, è 1 anno che non prendo lo stipendio. Scusatemi, ma... Scusate. A posto. È 1 anno che non prendo lo stipendio. Ho trovato lavoro. Faccio il maniscalco, no? Facevo l'operaio specializzato, mi hanno lasciato in cassa integrazione, non prendo più lo stipendio. Ho una moglie a carico e una suocera, una figlia col mutuo. Mi fa, io non voglio farti commuovere, non mi interessa, mi fido di te. Dimmi cosa devo fare. E io lo guardo e gli ho detto, guarda che non so quante azioni hai, come stai, cosa stai facendo, non so nulla.
E lui mi fa, guarda, te lo dico velocemente, ho investito tutti i risparmi di una vita, tutta la mia pensione era lì, adesso mi comoderebbero. E io lo guardo e gli faccio, ma ti hanno fatto la proposta di 9 euro? Sì. E lui mette le sue mani sulla tavola. E io lo guardo e gli faccio, e? E lui mi fa, le vedi le mie mani? Lo guardo e faccio, sì, erano mani di un maniscalco. Mi fa, io da qualche mese mi rinnovano contratto di mese in mese, perché pensano che un uomo di 64 anni non riesca a fare il maniscalco a lungo. Quindi mi tengono e mi continuano a rinnovare il contratto di mese in mese. Io di mese in mese gli dimostro che continuo a farcela. E poi, lo dico in maniera elegante, durante il sabato e la domenica pulisco le toilette per quello che non posso venire. Pulisco le toilette nel mio paese perché devo arrotondare e lo stipendio non mi basta. E vi dico la verità, ho avuto dei momenti di difficoltà. Lui mi guarda e mi fa, dammi le carte che te le firmo, perché tutto posso accettare, anche gli 8 euro per pulire le toilette, ma non posso accettare l'elemosina da chi mi ha messo le mani in tasca. Gli ho detto no alla proposta di 9 euro. Allora, se voi mi chiedete se conviene aderire ai 9 euro, io vi rispondo non lo so. Non lo so perché non conosco la vostra situazione. A qualcuno probabilmente sì. C'è stato un signore che ha avuto una vultura di azioni, e io riferisco ciò che lui mi ha detto, del 99 o dell'89, non ricordo, e glieli pagano a 9 euro, che è praticamente il 60% di quello che lui le ha pagate con il padre all'epoca. Quindi io a lui ho consigliato, vedi cosa vuoi fare, però meglio di niente, no? Se voi mi chiedete però cosa conviene, vi rispondo non lo so, perché voi conoscete la vostra parte economica, voi dovete farvi i vostri conti in tasca. Se mi chiedete cosa è giusto fare, che è la domanda che mi fate sempre in ufficio, io una risposta ce l'ho. Cosa è giusto fare? Io non giudico chi accetta i 9 euro, perché chi ha bisogno è giusto che accetti i 9 euro. Chi domani ha il problema di pagarsi il tozzo di pane, e c'è chi ce l'ha, non si deve vergognare ad accettare i 9 euro. Non è vergognoso chi accetta, è vergognoso chi propone. Questa è una proposta vergognosa, indecente, irrispettosa della dignità del risparmio e delle persone che in questa banca ci hanno messo tutto. Quindi noi diciamo, riprendetevi la vostra proposta e mettetela dove volete, non presentatela a noi, perché è una proposta indegna e indecorosa. È una proposta indegna e indecorosa perché sapete di avere torto, avete mandato via 94.000 lettere sapendo di avere torto, e noi vi porteremo in guerra. Noi faremo la guerra in tribunale e cercheremo, laddove è possibile e per tutti, di portare a casa la nostra dignità. Questo è quello che la nostra associazione oggi si propone di fare. E se è arrivata una proposta di 9 euro, ve lo dico, è arrivata grazie al lavoro di associazioni che non si sono mai piegate e che non hanno mai piegato la testa, che non hanno mai fatto finta di niente e che non hanno mai creduto a notizie false. Per quello voi oggi state guardando notizie reali. Perché grazie a queste notizie vere, grazie alla coscienza che voi avete, che portate a casa, che vi prego di divulgare domani agli altri, siamo pericolosi. Siamo pericolosi perché siamo coscienti. La politica e le istituzioni lo sanno, ci hanno proposto 9 euro, a noi non vanno bene, vogliamo di più. Ma i soldi non li vogliamo dallo Stato. Orbene, signor Sindaco. Noi i soldi li vogliamo da chi ce li ha tolti, dalla banca, da Zonin, da Iorio, da Sorato, da chi è giusto che ce li ridia indietro, da chi vive dentro il castello fregandosene delle nostre disgrazie e delle disgrazie che ci hanno causato. Noi soldi vogliamo da tutta quella gente lì, ma se lo Stato sa, come sa, di non aver vigilato e di aver sbagliato, allora è giusto che anche lo Stato paghi. È giusto che paghi Banca d'Italia, è giusto che paghi la Consob, è giusto che paghino tutti quegli imprenditori se hanno sbagliato, da cui avanziamo soldi. È giusto che paghino tutti, ed è giusto che paghi lo Stato, ed è giusto che noi portiamo a casa i nostri soldi. A me della banca interessa poco. A me interessa dei miei associati,
A me interessa dei loro soldi, a me interessa dei nostri risparmi. Questi fanno il territorio e questi fanno l'economia. €9 sono un'elemosina, una presa in giro e metti per favore l'articolo di Mion, metti per favore l'articolo di Mion, perché a me queste cose mi fanno, passatemi il francesismo, mi fanno incazzare. Perché non può un presidente presentarsi all'assemblea e dire agli associati Banca Popolare di Vicenza o accettate i €9 o ci fate fallire. Questo non lo accetto. Chi ci fa fallire? Chi ci ha gestito fino adesso? A ognuno le proprie responsabilità, signor Presidente. A ognuno le proprie responsabilità. Avete avuto dei CDA che ci hanno portato alla situazione odierna, mangiando miliardi e milioni dei nostri euro. E ora, se non accettiamo l'elemosina e la banca salta, la colpa è nostra. No, signori. No, signori. Noi a questo gioco non ci stiamo. La verità la sappiamo, la verità la sapete. E andremo fieri di questa verità. Questa associazione, questo movimento vuole essere un esempio per questa banca, per questo territorio e anche per questo paese. Perché non accettiamo più politici che vengono qua a raccontarci storie. Le storie le lasciamo ai bambini e noi non siamo bambini perché siamo coscienti. E adesso, signor Sindaco, mi perdoni, ma io, come ho richiamato, e voglio fare l'antipatico, come ho richiamato il consigliere, richiamo anche lei. Richiamo anche lei e le do anche il microfono perché io il diritto di replica lo do sempre. La richiamo perché? Perché lei è venuto qua a raccontarmi delle storie che sono parziali e le ha tirate fuori lei. Lei per me era un ospite e io avrei taciuto, ma adesso non taccio. Lei ha fatto delle affermazioni in diretta, c'erano le televisioni che hanno ripreso e qualcosa mi sono scritto. Perdonatemi, io ho più nemici che amici, anzi, ho più nemici potenti, molti nemici potenti, ma per fortuna il sindaco ha detto che lui non è molto potente, almeno. Allora, lei prima dice, signor sindaco, che è giusto che tutto sia trasparente. Bene, Mario, manda la slide su Atlante, per favore, la slide su Atlante. Voi sapete che padrone di questa banca è Atlante. Sapete da chi è composto Atlante? Atlante è composto da contributi che vengono da Ubi, Unicredit e come terzo, Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti, se non lo sapete ve lo dico io, è il fondo che gestisce i risparmi postali. Quindi i nostri soldi. Quindi in realtà Atlante comanda la banca anche grazie ai nostri risparmi. Quando vedete all'assemblea che vi guardano dall'alto al basso ad Atlante e vi pontificano su ciò che loro hanno deciso, sappiate che anche Atlante decide in parte con i vostri soldi. Giusto o no, signor Sindaco? Beh, Atlante, Cassa Depositi e Prestiti, ha una partecipazione in Atlante e Cassa Depositi e Prestiti è una grande istituzione che gestisce il risparmio postale degli italiani. Sì, per quanto? Per quanto partecipa ad Atlante? Cassa Depositi e Prestiti, per quanto partecipa ad Atlante? Pare 500 milioni. Non suggerite perché non dovete suggerire, il sindaco non è... Beh, vabbè, non è che avete veramente poca stima? Avanti, dai, buone. No, non perdiamo. No, signor sindaco, lei mi deve consentire. Io le do le informazioni che ho. Quelle che non ho, non gliele do, evidente. E io la continuo a ringraziare per essere qua. Però voglio che il messaggio sia chiaro. Lei ha detto sono solo un sindaco, non sono nella stanza dei bottoni. A me risulta qualcosa di diverso. Mi fai vedere per favore, Mario? Lei è all'interno del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi lei non è qui solo in veste di sindaco,
E qua in veste di uomo che siede all'interno della stanza dei bottoni. Un attimo, precisazione. Sono nel consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti come rappresentante degli enti locali per le interrelazioni che gli enti locali con i mutui eccetera hanno con la Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente in quella sede, e non a caso, prima ho detto, se posso le mie relazioni, le metto a disposizione per far giungere delle tesi. Questo è quello che però mi perdoni, relazioni sa di qualcosa di incestuoso. Io vorrei che lei usasse le sue cariche, perché lei è anche presidente della provincia e questa provincia sta soffrendo questa cosa in maniera pesantissima, no? E quindi siccome lei mi ha detto io ho poco potere, no? E lei mi ha detto io non sono un uomo, ha detto a tutti noi, non sono un uomo potente. E questo non è un processo a lei, ma è solo per far capire a lei e a tutti i politici e le istituzioni che ci guardano che non siamo stupidi. Lei ha detto io non sono un uomo potente, beh le dico, di sicuro è più potente di Luigi Ugone, che sarei io. Di sicuro è più potente. Però io per questa banca, per questo territorio mi sto battendo. Lei che siede in quelle poltrone cosa sta facendo? No. Un momento, lei qui ha ragione di dire le cose che dice, per carità. Io lì dentro, la mia terra la difendo. Ovviamente la difendo con le possibilità... Scusate. No, ho chiesto la parola finché non finiscono. Con le possibilità che ho, ma lì dentro io la mia terra la difendo e la difenderò. Punto. Bene, posso chiederle in che maniera? Attraverso che cosa? In che maniera, concretamente, signor Sindaco? Perché lei non pensi, se vuole fare una telefonata a Baretta, che non pensiate che andiamo giù a Roma accontentandoci di 4 parole, di 3 promesse perché siamo in campagna elettorale. Io non mi accontento. Guarda, mi fa una cortesia, mi fa una gran cortesia. Lei chiama Baretta se riesce, perché so che ogni tanto vi sentite, me lo dice anche Baretta, e gli dice guardi che Ugone è peggio di come lo descrivono. Quindi o mi dice qualcosa di reale e concreto, no? O io vado giù allegramente a Roma a conoscerlo un'altra volta, mi perdoni, ma noi aborriamo dalla politica che ci racconti cavolate, ancora di più dalle istituzioni, perché guardi, una poltrona dà oneri e onori, ma secondo me ultimamente vi siete dimenticati degli oneri. Prendete solo gli onori Ugone, guarda. ed è ora di smetterla, sa perché? Lo sa perché? Sì. Perché in un paese molto più democratico del nostro, del quale noi abbiamo un'idea sbagliatissima, che è la Romania, in queste ore un governo ha depenalizzato i reati per i politici. Sono scesi in piazza in 24 ore in 300.000 rumeni, ex comunismo, ok? Mi sembra che qui, e anche qui oggi, si siano dette mezze verità. Quindi la pregherei che lei si batte per il territorio, sappia che il territorio vuole sapere cosa lei fa. Perché sia nella poltrona di sindaco c'è una responsabilità, di presidente della provincia ancora di più, e dentro Cassa Depositi e Prestiti, per quanto lei si segga ad ascoltare solo quello che è di sua competenza, c'è una responsabilità anche lì, perché c'è una gestione di risparmio nostro. Quindi io la invito a tornare alla nostra prossima assemblea, ma di fare nel concreto, perché noi delle promesse, questo territorio dà un segnale, noi delle promesse ce ne freghiamo. Alle prossime elezioni, non ci chiedete il voto, perché può essere che in cambio abbiate qualcos'altro. Guardi Ugone, io non chiedo il voto a niente, abbiate pazienza, io non chiedo il voto a niente e a nessuno. Le ho detto che cercherò, nell'ambito delle mie possibilità, di portare anche là dentro alcune tesi. Sappiate peraltro che lì io non prendo un euro, perché avevo detto che io ho rinunciato a qualsiasi forma di indennità rispetto anche agli altri che siedono, e lì dentro quello che io, veneto e vicentino, potrò fare per indicare, per relazionare, per contattare, credo che questo possa essere utile anche a questa associazione.
Di più io non posso e non sono in grado di fare. Punto. E quindi nel concreto non mi dice nulla. Come? Quindi nel concreto non mi dice nulla. Beh, le ho detto quello che le ho detto, Ugone. Se le basta, se non pazienza. Ma non deve bastare a me. Ma vede, signor Sindaco, signora una scusa, no, mi perdoni, io sono, no, ma non è un teatrino. Signor Sindaco, guardi, non è un teatrino, io l'ho invitata, la ringrazio ancora, la ringrazio un'altra volta per essere qua, alla nostra presenza, a subire le nostre domande, però lei non può venirmi a dire che la nostra è un teatrino. Siamo cittadini, io sarei anche presidente di un'associazione di migliaia di suoi cittadini che le chiediamo solamente nel concreto che cosa ha intenzione di fare. Come ho ripreso prima il consigliere e lei l'ha guardato come per dire adesso riprendo lei, perché io resto sempre coerente. Allora lei mi perdoni, resta l'istituzione più rappresentativa per quanto riguarda il territorio. Lei deve prendersi questo onere e questo onore se ne è in grado. Che le vada bene o no, se non le va bene non l'ho costretta io. Non ho neanche costretto a venire qua, seppure la ringrazio. Ma questo vale per tutte le istituzioni. Dovete capire che i tempi stanno cambiando, perché questa gente ci ha lasciato dentro tutto in questa banca e voi non potete continuare a far finta di niente, perché questo territorio sta andrà a ramengo e anche per l'inerzia di chi lo gestisce. Perché l'inerzia è una colpa, signor Sindaco. Signor Ugone, guardi. Lei mi odierà e io non posso farci altro, però questo è quello che mi nasce dentro il cuore. Io non posso incontrare gente come Tiziano ogni giorno in continuità, non posso subire la proposta della banca che mette 9 euro sul piatto dell'elemosina e poi fa un fondo di 30 milioni perequativo, escludendo continuamente. Vi hanno escluso completamente dal fondo perequativo. Come comune non vi hanno guardato di striscio e lei non ha detto seppur paga un assessore ai servizi sociali. E allora mi domando, nel momento in cui la banca viene da me, Luigi Ugone, povero cittadino, a chiedere ma questi 30 milioni di fondo perequativo da dare ai più disperati, dimmi a chi li devo dare. La risposta mia è: non faccio figli e figliastri all'interno della mia associazione, perché per me ne hanno tutti quanti bisogno. Però escludono voi avete un assessorato all'interno della del comune e la banca non vi ha guardato, come si dice dalle mie parti, non vi ha caccato di striscio. Io voglio capire perché paghiamo un assessore ai servizi sociali e che rapporto avete con la banca a questo punto. Va bene, guardi Ugone, io capisco. Io non capisco se siamo pazzi noi o se è qualcosa che non funziona. Ugone, scusi. Guardi, io sono una persona molto chiara. Lei mi ha ribaltato adesso a me, sindaco, una serie di questioni di rabbia, di ingiustizie, di iniquità, di cose non dette. Ma iniquità che sta subendo il comune, mi perdoni signor Sindaco, se la banca non la chiama per un fondo perequativo, per cosa la chiamano? Lei li ha i servizi sociali o no? Ugone. Ma non devo mica dirglielo io, doveva essere una pagina grande così sul giornale di Vicenza, visto che lei ha più conoscenze di me all'interno del giornale di Vicenza, a dire alla banca: guarda che prima di chiamare l'associazione magari chiama il comune che contiamo qualcosa. Ugone, scusi, lei mi ha chiesto che cosa posso fare io e io le ho risposto davanti ai suoi associati che sono qua che le relazioni che io ho le metto a disposizione anche delle tesi di questa associazione. Questo è quello che posso fare. A me non può chiedere la soluzione di problemi ai quali evidentemente io non riesco a rispondere. Però questo l'ho detto con onestà nei confronti delle ingiustizie che sono state compiute e delle sofferenze che lei ha raccontato anche poco fa. E sono cose importanti. Io vorrei... Chiedo scusa. No, scusa. No, scusa, io vorrei fare una proposta. Indubbiamente a Ugone, a me, a Arman, al sindaco, a tutti, ai vescovi, ai preti, che aprano gli occhi davanti alla tragedia che stiamo vivendo, che è di tipo culturale. Ci stanno facendo schiavi del sistema denaro. In questo caso è una battaglia etica che dobbiamo fare tutti. Chiedo al sindaco, a me, un supplemento
di responsabilità e di partecipazione reale. Guardi, io apprezzo il suo richiamo, però io la penso esattamente come loro. È il momento prima di fare e poi di parlare. Perché in questo paese sono 40 anni che si parla e basta. E comunque lo stipendio a fine mese lo tirano lo stesso. Che poi ci siano... E voglio dire anche un'altra cosa. E la voglio dire prendendomi tutta la responsabilità del caso. Che ci siano poi delle figure istituzionali che siedono in più poltrone è una cosa che non mi piace, perché ogni poltrona ha una responsabilità e bisogna portarla avanti anche a gratis se si siede alla poltrona. Quindi che lei non prenda soldi è un problema suo, non è un problema mio. Dopodiché le dico anche questo: io ho abborrato sempre tutte le persone che lavorano gratis, perché i santi sono morti in croce, o di croci non ne vedo. Io penso che sia giusto, e mi snodo adesso in un ramo che non è mio, ma da un pensiero mio, visto che voi ne avete dati tanti di vostri, che questo non sia un teatrino, che questo sia quello che la gente pensa, e io le ho solo riportato quello che la gente pensa, perché purtroppo io faccio il grillo parlante, no? Ascolto loro, mi carico, mi incazzo e poi vengo qua, no? E me la prendo con tutti, con lei, con Zaia, con il consigliere regionale, me la prendo con tutti, perché in questa situazione io sono qui che mi sto battendo a tirare su persone per far causa, a fare quello che non è il mio ruolo, e io di sicuro non sono una persona potente. Io vorrei una classe dirigente in questo paese capace di fare e non di parlare, e che prenda lo stipendio adeguato per ciò che fa, perché 0 non è corretto. No, voglio dire anche questo, e non mi compete ma lo dico: 0 non è corretto se qualcuno è professionale, ok? 10 non è corretto se qualcuno è molto bravo, ma 5 è troppo per chi non fa un cazzo. Bene, adesso arriviamo, io volevo ringraziare di nuovo tutti quanti per aver partecipato, non voi, perché chiudiamo solo la prima parte dell'assemblea, adesso arrivano gli avvocati e vi spieghiamo in maniera concisa, quindi chi vuole restare per capire cosa stiamo facendo noi con la nostra associazione, come nostri associati, che programma di cause abbiamo, ok? E su cosa ci andremo a basare, potete restare che ve lo spieghiamo adesso velocemente, così capite profilo per profilo cosa abbiamo visto e su che cause ci puntiamo. Ve lo ripeto, domande solo ai tavoli, ve lo ripeto, noi come associazione riteniamo che 9 euro siano indegni, riteniamo che la banca abbia dimostrato di avere dei torti con le 94.000 lettere che ha mandato, e sappiamo che se continuiamo su questa strada possiamo ottenere altri risultati. Facendo causa si aprono delle strade, non sappiamo esattamente quali e non sappiamo esattamente a cosa ci possa portare di risarcimento. La cosa che avete capito però è che è giusto provarci, perché vincere non è facile, ma è possibile. Non esiste una vita senza giustizia, sappiatelo, non esiste una vita dignitosa senza giustizia. Dovete saperlo, ne ha parlato anche Don Torta prima, ed è una gran verità. Non esiste una vita dignitosa senza giustizia, ma ricordatevi che non esiste giustizia senza lotta. Grazie, fra 2 minuti riprendiamo. 2 minuti solo. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata.